Buongiorno a tutti e ben ritrovati con Sveglia Trieste. Oggi è lunedì 27 gennaio, oggi è il giorno della memoria, la giornata della memoria che noi vivremo assieme a tutti i telespettatori con una programmazione particolare, straordinaria per così dire, in quanto saremo in diretta da adesso, dalle 7 del mattino fino alle 10 con Sveglia Trieste, a seguire però continueremo la diretta per farvi vedere e raccontarvi questo giorno della memoria dal luogo simbolo a Trieste, dalla risiera di San Sabba, dall'esterno della stessa e quindi anche dallo studio con proprio la messa in onda di quanto poi avverrà all'interno del monumento a Trieste, la risiera di San Sabba, con la celebrazione e poi anche le interviste che realizzeremo nel corso della mattinata. Saremo in compagnia negli ospiti di Sveglia Trieste di due consiglieri comunali, Alberto Pasino per la lista Russo.Franco e Stefano Vatta per Fratelli d'Italia. A seguire sarà con noi Roberto Spazzali dalle 10, Roberto Spazzali storico che ci aiuterà a ragionare su alcuni spunti che emergeranno proprio dalla mattinata odierna e poi, come detto, in collegamento con i colleghi che si occuperanno del resoconto della mattinata sia all'interno che all'esterno della risiera di San Sabba. Quindi la nostra programmazione proseguirà fondamentalmente fino a chiusura manifestazione, andremo avanti fino alle ore 13 e poi un tutt'uno con l'avvio del telegiornale delle 13:20. Quindi, come dire, mattinata particolare quest'oggi che vi racconteremo tutto in diretta. Partiamo con il meteo per seguire il canovaccio classico della trasmissione. Un marcato fronte atlantico interesserà la regione tra questa sera e domani con un richiamo di intense correnti sciroccali sull'Alto Adriatico e da sud-ovest in quota che insisteranno in modo particolare sulle prealpi, specie quelle Giulie. In seguito avremo tempo più stabile. Oggi lunedì 27 gennaio cielo coperto, al mattino sui monti precipitazioni deboli o moderate con quota neve in genere oltre i 1200 metri circa, mentre su pianura e costa saranno possibili foschie e nebbie. Dal pomeriggio piogge diffuse, deboli o moderate che si intensificheranno in serata, specie sulle prealpi e alta pianura. Sulla costa inizierà a soffiare scirocco e la quota neve si alzerà a 1500 metri, 1200 metri verso il Cadore. Nella notte scirocco sostenuto sulla costa e precipitazioni intense sui monti, specie sulle prealpi. Temperature minime tra gli 8 e i 10 gradi, massime tra 11 e 13 gradi centigradi. Per domani cielo coperto con pioggia e vento sulla costa, piogge moderate ma anche qualche schiarita e vento di scirocco da sostenuto a forte, mareggiate tra Lignano e Grado e possibile acqua alta. In pianura piogge abbondanti o intense e vento da sud sostenuto, sui monti precipitazioni intense, molto intense sulle prealpi Giulie. Quota neve in media oltre i 1700 metri circa, 1200 metri verso il Cadore, venti forti da sud-ovest in quota, temperature minime molto alte per il periodo, possibili anche temporali, quindi per domani martedì 28, temperature minime previste 10-12 gradi centigradi, massime fra i 13 e i 15 gradi. Se diamo uno sguardo alla proiezione verso mercoledì e giovedì, vediamo che dalle mappe del sito dell'Osmer sono indicati dei miglioramenti e delle schiarite proprio a partire dalla giornata di mercoledì 29 gennaio. Questo per la pagina meteo. Andiamo alle prime pagine dei quotidiani. In una breve carrellata di prime pagine della stampa nazionale, con il Corriere della Sera, caos in Libano, il piano Trump vuole svuotare Gaza, il no di Egitto e Giordania al leader statunitense. In primo piano la vittoria di Yannick Sinner in Australia, agli Australian Open, poi va anche a consolare Zverev, Sinner il trionfo e l'abbraccio con lo stesso tennista azzurro che solleva la coppa e poi va a parlare, a consolare l'avversario, ma anche in qualche modo il rivale amico che ha battuto proprio ieri il 27enne Zverev. Vertice Meloni e Bin Salam, accordi per 10 miliardi, la partnership strategica con l'Arabia e poi ancora con i titoli del Corriere, i contratti senza firma di medici e infermieri, riporta Milena Gabbanelli con Simona Ravizza, l'offerta di MPS e i passaggi decisivi da capire, con
l'offerta del Monte dei Paschi di Siena agli azionisti di Mediobanca. E poi Vasco, reportage da Los Angeles, roghi e paura, il viaggio del rocker, laddove ci sono gli incendi. Auschwitz, 80 anni fa, l'orrore e la memoria. Anche Mattarella alle celebrazioni, con il richiamo alle pagine 8 e 9, proprio di quella che è simbolicamente la giornata odierna, giornata della memoria, che il Corriere della Sera approfondisce alle pagine interne del quotidiano. Andiamo alla Repubblica, Meloni, patto con l'Arabia, a Jeddah vertice in tenda con il principe bin Salman, accordi commerciali per 10 miliardi, opposizioni nell'attacco, l'azzardo del governo in Albania, 49 migranti prima del verdetto della Corte europea, Lampedusa, 2 bimbi morti nel naufragio, l'Associazione Nazionale Magistrati, Al-Masri libero per le inerzie di Nordio, nuove accuse dall'Aia, al centro della Repubblica Sinner più forte di tutti e di tutto, ogni vittoria smonta i sospetti. Così cambia l'idea di capo, scrive Ilvo Diamanti, con un approfondimento sull'attualità, soprattutto guardando i comuni italiani. Una difesa comune per l'Europa, scrive Paolo Gentiloni nell'editoriale della Repubblica, svuotare Gaza, il piano Trump fa infuriare Egitto e palestinesi, poi Auschwitz, torna la vita nella casa da film con vista sul lager. Nell'inviata alle pagine 20 e 21 racconta il viaggio ad Auschwitz. Andiamo alla Stampa con Trump che vuole ripulire Gaza, i palestinesi in Giordania, Amman ed Egitto, no alla proposta, Hamas mai via dalla nostra terra. Questo riporta la Stampa. Forza della natura, sempre guardando allo sport, è Yannick Sinner con la vittoria agli Australian Open, perché Yannick non ha più limiti, scrive Vincenzo Santopadre. Poi l'intervista, Fini, senza Fiuggi, Giorgia non sarebbe a Palazzo Chigi. M, la serie su Mussolini, non mi è piaciuto, ha detto Fini. Lo scontro continuo tra Toga e Nordio, Al-Masri liberato, inerzia del ministro. Viene riportato alle pagine 2 e 3. Migranti in Albania, nuova sfida ai giudici, poi Montepaschi Siena, Mediobanca, un azzardo di Stato? Questo è il quesito che si pone Pietro Reislin nel capitolo della finanza. La deportazione ostentante, la fine del pudore politico su Trump, la brutalità anti-woke e la sinistra senza anima. Questa è la prima pagina della Stampa. E poi giorno della memoria. Ora un binario 21 anche a Trieste, l'obbligo di evitare che il mostro ritorni, la Shoah spiegata a mio figlio, e poi Elena Sofia Ricci, doveri di noi artisti, se il ricordo diventa un idolo, e Prandelli, io e l'Italia nei campi dell'orrore. Questi sono tutti i titoli, e sono 6, che approfondiscono la giornata della memoria all'interno della Stampa. Il Fatto Quotidiano, che apre con la giustizia, organici a meno 20-30%, Manordio, bombarda i giudici, il ministro incapace, ignora i suoi doveri e ammette niente soldi per le vittime. Una nuova Siria di fame e rovine, il futuro fa paura, l'inchiesta Mediapart. Poi Antonio Di Pietro, quando mi tolsi la toga l'errore fu fare il politico, e se lo racconta a pagina 8. Scade l'inutile price cap, il gas è tornato alle stelle, dice il Fatto Quotidiano nella rubrica Il Fatto Economico. Le armi per l'Ucraina hanno costi miliardari e il governo li occulta, invii e scorte. E poi tregua in bilico, Trump, i palestinesi di Gaza in altri paesi, ma tutti dicono di no. Meloni pranza in tenda con bin Salman e firma accordi per 10 miliardi con quello che definiva Stato fondamentalista che aiuta i terroristi quando ci andavano gli altri, riporta il Fatto Quotidiano. Auschwitz 1945, capolinea dell'orrore, l'arrivo dei sovietici e le rivelazioni della Shoah 80 anni fa. Viene preso alle pagine 16 e 17 l'argomento il giorno della memoria e viene riportato, come detto, all'interno di queste pagine 16 e 17 del Fatto Quotidiano. Andiamo al Giornale. Migranti in Albania, la svolta del governo. Dopo 60 giorni di stop, la nave Cassiopea diretta verso l'hotspot con a bordo 49 persone. Tornano i rimpatri. La crociata della sinistra contro la polizia, a pagina 11, Vittorio Feltri che dice il solito vizio. Il miracolo di Sinner infiamma gli invidiosi, bis all'Open d'Australia, Yannick specialista di record, ha persino eguagliato Borg, ha vinto 47 match su 50 da numero 1. Effetto Trump, l'Unione Europea non sia soltanto spettatrice a Washington,
Poi giorno della memoria, cresce l'odio, adesso mai più, possono dirlo solo gli ebrei, scrive Fiamma Neirenstein. Questo è al giornale. In campo come sul ring, ma sempre per gioco, tensione alle stelle tra Calabria e Conseisao, e siamo anche allo sport. Il Sole 24 ore con i titoli economico-finanziari, bonus e catasto, lavori edilizi, quanto incidono sulle rendite. Il fisco si prepara a inviare la lettera a chi ha usato il 110%, possibile revisione degli importi per le ristrutturazioni anche nel 2025. Questo è il titolone con tanto di riquadro arancione a catturare lo sguardo. Congedi più onerosi ma non per tutti. Le misure per le famiglie, il numero di mesi all'80% dipende dalla data di fine dell'astensione obbligatoria. Nel pacchetto cultura per i lavoratori dello spettacolo il welfare c'è, ma resta il palo, è in impiego e persone disabili, aziende chiamate all'invio del prospetto entro il 31 di gennaio. Crisi idrica, 300 opere realizzate o avviate dai consorzi di bonifica, infrastrutture e piani di adattamento. Ci sono rimandi a un po' tutti gli argomenti anche di carattere internazionale. Poi il giorno della memoria, il dolore e il ricordo per costruire il futuro, alla pagina 20 del Sole 24 ore. Andiamo agli titoli sportivi con la Gazzetta dello Sport che apre col tennis. Sinner marziano, il tennista di un altro pianeta ce l'abbiamo noi, fa piangere. Zverev rivince in Australia, scrive una nuova storia col terzo slam stupendo, io sono più forte di tutto. Qui Sinner sorridente con la coppa in mano, non fermatelo, crescerà ancora, scrive Stefano Barigelli nel suo editoriale. C'è anche il richiamo al calcio, rispostona dell'Inter, Lautaro e l'anti-Napoli, non abbiamo paura, Lecce steso, -3 è una gara in meno. Milan rimonta elite, giocatori da Lazza irritano con Seisao, prima KO al 95, Parma KO al 95esimo, rissa con Calabria fra Conseisao, l'allenatore, proprio il terzino del Milan Calabria. Andiamo anche al Corriere dello Sport, The Champion. Il tennis di Jannik è un inno all'Italia, vinto il terzo slam, questo è diverso, ha detto. Sinner trionfa agli Australian Open, stritolando in 3 set anche Zverev. Consola l'avversario, so cosa si prova, fa commuovere Cahill, l'allenatore, resta con me e guarda il futuro, devo migliorare su terra e erba, il caso doping gioco bene perché so di essere innocente. Così Jannik Sinner fra allenatore, avversari, futuro e miglioramenti che sente di dover ancora fare per arrivare a migliorarsi in terreni dove ha bisogno di crescere ancora. Poker Inter, -3 dal Napoli, Milan elettrico, Inzaghi in pressing sul Conte, 4-0 al Lecce, gol di Frattesi, Lautaro, Dumfries e Taremi, ottava vittoria esterna di fila, con Seisao rovescia il Parma, finisce 3-2 e alla fine litiga con Calabria. Colpo Roma, dopo 279 giorni, 1-2 a Udine, la Viola vince 2-1 in casa della Lazio. Nella testa di Ranieri, scrive Ivan Zazzaroni, con il punto sulla Roma, la classifica indica il Napoli capolista con 53 punti, l'Inter subito l'inseguimento con 50 punti, terza posizione poi l'Atalanta che di punti ne ha 46, poi arrivano Lazio a 39, Juventus a 37, Fiorentina a 36, Milan a 34 come il Bologna, la Roma a 30, il Torino a 26, così come l'Udinese, a 23 invece il Genoa, 22 punti per il Como, 21 per Empoli e Cagliari, 20 per Parma e Lecce. Le ultime 3 della classifica di Serie A sono l'Hellas Verona a 19 punti, il Venezia a 15 e il Monza ultimo a 13 punti. E questi sono i titoli nazionali di questa mattina. Andiamo al piccolo che chiaramente si concentra anche sulla giornata per le vittime della Shoah e lo fa nel taglio alto. La forza della memoria vince solo se ci insegna a vivere, scrive Fulvio Ervas. Io che racconto storie a mio nipote inventando decine di personaggi, dopo pochi giorni li dimentico e lui al contrario ricorda ogni piccolo dettaglio. A 9 anni mia madre non ricorda quello che ci siamo detti pochi minuti prima, ha immagini del suo passato antico, ma il presente le sfugge come un refolo di vento. E poi continua alle pagine 8 e 9. Raccontavo nelle scuole la storia dei miei, non lo faccio più. Armando Caim è stato per anni testimone indiretto della Shoah, raccontando la storia dei suoi genitori, entrambi sopravvissuti ad Auschwitz, a pagina 9. Anche questa storia con l'approfondimento, come detto,
interno al piccolo. Turismo, comuni più ricchi, il titolo di apertura, sono aumentati dell'8% gli introiti delle amministrazioni che applicano la tassa di soggiorno. In Friuli Venezia Giulia sono 13 le località interessate, hanno incassato oltre 6 milioni. Trieste in vetta, Grado al terzo posto. Terrapieno di Barco, la via ai lavori di bonifica. Alla reception invece con il coltello, paura all'ostello, doppia denuncia. Pagina 16 scopriremo di più. Vetro sfondato, ottavo colpo, il tennis club Campi Rossi. Lo racconta Giampaolo Sarti a pagina 19, con il fotonotizia Sinner, il campione con la dote dell'umanità, numero 1, domina Zverev a Melbourne, vince il suo terzo slam, poi consola il tedesco, e lo vediamo proprio in foto in questo momento in cui si confronta con l'avversario. Montepaschi, Mediobanca, l'effetto tassi non piace agli investitori, il risico delle banche, il commento di Carlo Bertini. L'assist inatteso a Schlein dal premierato, il tema è quello della politica. Su Dazi e clima, Unione Europea disarmata contro Trump, l'analisi di Sara Armella. In questi giorni molti ripercorrono i tempi della prima amministrazione Trump, anche per vedere quali sono le differenze. Calcio e basket locali, la Triestina non chiude e la vittoria sfugge di mano, solo un pareggio contro il Lecco, ieri allo Stadio Rocco, la sconfitta della Pallacanestro Trieste e delusione a Milano contro la Armani di Tonut. È vero, Dio gioca a dadi col mondo, scrive nella pagina della cultura Giulia Basso, scopriremo fra poco di cosa si tratta. Le catene di moda, ecco i nuovi colossi, invece nell'inserto Nord-Est Economia. Questa la prima pagina del piccolo, dunque, viste le pagine nazionali e vista la prima pagina locale, cominciamo a sfogliare il giornale, il quotidiano Il Piccolo, con i titoli di primo piano che abbiamo visto essere quelli legati al turismo e alla tassa di soggiorno, più soldi ai comuni. L'anno scorso gli introiti delle località turistiche derivanti dall'imposta sono saliti dell'8% in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nelle due regioni complessivamente i municipi hanno incassato 110 milioni. Nel 2025 è previsto un ulteriore incremento. Treviso registra l'aumento percentuale più significativo fra le città, raddoppiando le entrate. Dati positivi per i compensori sciistici friulani, balzo di Tarvisio che ha ampliato del 97% gli introiti. Nella parte alta della pagina l'imposta di soggiorno a nord-est con le località del Friuli Venezia Giulia e poi del Veneto che beneficiano della tassa di soggiorno, e viene messo anche in confronto fra gli incassi del 2023 e quelli del 2024 nei comuni di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine e poi, questo per quanto riguarda le province, non per i comuni, la provincia di Trieste ha incassato nel 2024 2.463.000 euro con una variazione dell'11,8% rispetto all'anno precedente. La provincia di Pordenone invece è zero, perché si ritrova senza imposta di soggiorno versata a questi municipi. Quella di Gorizia con 1.094.000 euro, invece la provincia di Udine con 2.837.000 euro, il 7,3% in più rispetto al 2023. Gorizia, il differenziale per la provincia di Gorizia, il differenziale aumenta del 4,5% e la spinta è data in particolare dalla località di Grado. Ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale, abbiamo in linea il commissario De Grassi per illustrarci la mattinata odierna ed eventuali segnalazioni nel corso della nottata. Buongiorno commissario. Buongiorno Gugliotto a lei e tutti i telespettatori. Cominciamo con il dire che per quanto riguarda la notte appena trascorsa, fortunatamente nessun sinistro stradale ha rilevato, mi dicono i colleghi smontanti, però numerosi interventi per rimozioni su passi carrai o disabili. Mi sento di spezzare una lancia in favore dei fruitori di questi sussidi, chiamiamoli, perché posteggiare veramente in questi posti porta sempre a spiacevoli conseguenze, bisogna stare molto attenti. Detto questo, ricordo oggi la giornata della memoria, ci saranno delle deposizioni di coroni in varie zone
della città. Alle 17 questo pomeriggio ci sarà una fiaccolata che dal piazzale dello stadio Grezza si porterà verso la Risiera, perciò parliamo di zona Valmaura, attenzione chi abita in zona, mentre stamattina ci sarà una solenne cerimonia ovviamente in Risiera alle 11 e alle 10 in stazione prima sul lato Flavio Gioia. Per il resto ci sono dei divieti di sosta per lavori in via San Francesco, Marconi, in viale Miramare, in via d'Angeli, Orlandini e Bosco, in varie zone della città. Come dico sempre, attenzione ai segnali di divieto temporanei, leggere eventualmente le prescrizioni sui cartelli. Per quanto riguarda la via Daviano è sempre chiusa nel tratto compreso tra via Caduti sui lavori e via Lavoratori, a seguito di quello smontamento dei giorni scorsi. Dovrebbe essere forse ripristinata domani, ma non abbiamo ancora certezza, perciò attenzione, è chiusa, abbiamo personale che controlla le chiusure. Per il resto al momento il traffico è tranquillo, il tempo tiene almeno per quanto riguarda precipitazioni, non abbiamo nessun particolare intervento in atto, quindi vi restituirei la linea. Grazie commissario De Grassi, una buona giornata e un buon lavoro. Parimenti a tutti voi, un saluto a tutti i cittadini. Grazie delle informazioni e poi il dettaglio anche relativo alla viabilità che ha a che fare con la giornata di oggi, con le celebrazioni che si svolgeranno proprio all'interno del comune di Trieste, in particolare alla Risiera di San Sabba. Andiamo avanti con il piccolo, l'assessore Bini, eravamo al capitolo del turismo, presenza in aumento, sempre più stranieri, lavoriamo alle norme. Nel corso del 2024 arrivati in regione 10,3 milioni di turisti, più 2,7%. Abbiamo investito, puntiamo a un nuovo testo unico del settore. Udine tra le new entry, Gorizia ha rinunciato. Le stime per il 2025 sono dettate anche dall'allargamento della platea dei comuni che applicheranno l'imposta di soggiorno. Tra i più popolosi c'è Udine, che dal 1 gennaio chiede un supplemento ai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive della città. Ha scelto invece di non applicare la tassa Gorizia, che quest'anno è capitale europea della cultura, con Nova Gorizia. Le prospettive nel 2025 un'espansione più marcata, secondo Massimo Feruzzi, amministratore unico di JFC e responsabile dell'Osservatorio Nazionale sulla tassa di soggiorno. Il 2025 si presenterà ancora più ricco per le due regioni. In Veneto le previsioni indicano il superamento dei 110 milioni di euro, mentre in Friuli Venezia Giulia gli incassi previsti nel 2025 si attestano a 8,5 milioni di euro. Le presenze turistiche in Friuli Venezia Giulia nel 2023 10 milioni 62 mila euro, nel 2024 10 milioni 322 mila euro, quindi un aumento comunque c'è stato da un anno all'altro. Andiamo ad altri argomenti, la politica. L'Associazione Nazionale Magistrati contro il governo sul caso Al-Masri, liberato per l'inerzia del guardasigilli. Secondo le toghe, la decisione di rimpatriare il generale libico è stata politica e assunta nel silenzio del ministro Nordio. In questa foto vediamo sui tappeti tradizionali nel campo tendato del principe primo ministro dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman, Giorgia Meloni a colloquio con il principe in una zona allestita nel deserto di Al-Ula, e qui Giorgia Meloni ha incontrato il principe e primo ministro dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman. L'Associazione dei Magistrati risponde alle dichiarazioni di Meloni sulla vicenda. La premier in Arabia Saudita, vertice in tenda, partenariato strategico dove sono stati firmati accordi per quasi 10 miliardi di euro nella cornice di una partnership strategica che rafforza le relazioni tra Italia e Arabia Saudita. Giorgia Meloni ha rilanciato così il rapporto con il governo guidato dal principe Mohammed bin Salman, attore strategico nell'area mediorientale e in questa fase storica ancora di più. L'assist inatteso per Schlein del premierato, scrive Carlo Bertini, accanto invece braccio di ferro Santanchè resiste e intanto vola a Jeddah, slitta il chiarimento e dunque il faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Daniela Santanchè è rinviato. Mediobanca, l'effetto tassi su Monte Paschi Siena non piace agli investitori, la battaglia della finanza italiana con l'analisi di Luca Piana. Per gli analisti l'istituto senese ha lanciato la sua offerta in un momento di picco dei margini, mentre la banca di Piazzetta Cuccia ha un business più resistente ai tagli avviati dalla Banca Centrale Europea. La possibile riduzione della soglia di adesione rende ancora più incerti gli scenari. Caltagirone e Delfin hanno nel mirino la quota del 13% del capitale di Generali. Andiamo al giorno della memoria.
Mattarella ad Auschwitz, il mondo non vuole dimenticare la Shoah. Gli anni 80, anzi gli 80 anni, scusate, dalla liberazione. Da Re Carlo a Macron, presidenti e reali oggi alla cerimonia, assente la Russia che liberò il campo di concentramento. Leggiamo le prime righe dell'articolo di Fabrizio Finzi. Il mondo non deve dimenticare gli orrori del nazifascismo, tantomeno si deve allentare l'attenzione quando in Occidente crescono le pulsioni negazioniste e crescono partiti e movimenti che si ispirano apertamente a idee politiche che si speravano seppellite dalla vergogna della Shoah. E questo è l'obiettivo della mega cerimonia che si svolgerà oggi ad Auschwitz per ricordare gli 80 anni della liberazione del campo di concentramento nazista. Per l'Italia ci sarà Sergio Mattarella, che torna nel luogo dell'orrore a meno di 2 anni da una visita nell'aprile del 2023, quando prese parte alla Marcia dei Vivi, un evento annuale che vede sfilare migliaia di giovani tra Auschwitz e Birkenau. Impressionante il numero delle adesioni internazionali all'evento. Tra teste coronate e presidenti saranno dozzine le delegazioni. Insieme al Presidente della Repubblica arriveranno ad Auschwitz, solo per citarne alcuni, il Re Carlo del Regno Unito, i reali di Danimarca, dei Paesi Bassi, di Spagna e di Svezia, e poi presidenti come Emmanuel Macron per la Francia, Frank-Walter Steinmeier per la Germania, Alexander von der Bellen per l'Austria. Non mancheranno primi ministri come Olaf Scholz, sempre per la Germania, e la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Dal programma ufficiale spicca l'assenza della delegazione russa, cioè i liberatori del campo, e si nota anche la mancanza del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Per lo Stato ebraico al momento viene confermato il ministro dell'Educazione Yoav Kish. Proseguiamo con il piccolo, ma il tema rimane quello della giornata della memoria. In memoria della memoria è il titolo che vedete in questa pagina del piccolo. Non basta il passato, bisogna capire ogni giorno dove stiamo andando e discutere su uno stile di vita civile che ci permetta almeno di conservarla. I flussi della società iperveloce rendono più facile convincersi ad affidare il futuro a quelli per i quali la storia è solo adesso. Ci provano libri, foto e reperti filmici a ricostruire il senso degli accadimenti collettivi senza stravolgimenti. Così il titolo di questa pagina. Trieste ricorda l'Olocausto, le corone, la marcia e la risiera, queste le iniziative. Trieste ricorda l'Olocausto con una giornata scandita da appuntamenti con la storia in vari luoghi della città da dove sono passati deportati per motivi razziali, politici o di lucro. Il carcere del Coroneo, la stazione ferroviaria e la risiera di San Sabba, l'unico lager nazista in Italia, dove si terrà dalle 11 la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità civili e religiose. E poi ecco il programma della giornata diffuso dal Comune, in un anno segnato da 2 ricorrenze, quella degli 80 anni dell'abbattimento dei cancelli del lager di Auschwitz il 27 gennaio del 1945 e dei 25 anni dall'istituzione in Italia del Giorno della Memoria. Le cerimonie prendono il via alle 9 con la deposizione di una corona d'alloro della Polizia di Stato presso la lapide che ricorda la prigionia di Giovanni Palatucci al carcere del Coroneo, a cura della Questura di Trieste e dell'Associazione Nazionale Giovanni Palatucci, Onlus. Palatucci fu un funzionario e poi il questore reggente di Fiume, medaglia d'oro al valore civile per aver aiutato migliaia di ebrei e cittadini perseguitati, riuscendo ad impedirne l'arresto e la deportazione. Fu arrestato dalla Gestapo, passò in un periodo di prigionia al carcere del Coroneo di Trieste e morì a Dachau. Alle 9:30 partirà dal carcere la marcia silenziosa verso la stazione centrale, a cura dell'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati. La marcia sfilerà lungo via del Coroneo, piazza Oberdan e via Ghega per poi arrivare alla stazione, dove i deportati venivano fatti salire sui convogli diretti ai lager tedeschi. Alle 10 è prevista la deposizione di una corona d'alloro del comune presso la lapide che ricorda la partenza di questi treni della morte del settembre del 1943 a febbraio del 1945. Alle 11 nel cortile interno della risiera di San Sabba si terrà la cerimonia commemorativa a cui è prevista anche la presenza del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. La capienza massima all'interno del monumento è di 2.200 persone, ma sarà trasmessa in diretta sul canale Facebook del Comune di Trieste e io vi ricordo nuovamente, la trasmetteremo in diretta anche noi.
L'accesso è consentito dalle 10:30 da via Palatucci con 2 varchi, uno lato via Valmaura e uno lato via Rio Primario. Ciascuno sarà attrezzato con display su cui apparirà il numero dei posti ancora disponibili. Vietato portare con sé oggetti contundenti o in vetro. Le uniche bandiere consentite sono quelle istituzionali o di associazioni ufficiali con aste in plastica e senza punta. Il monumento riaprirà al pubblico dalle 13. Questo il programma di oggi delle attività proprio legate alla giornata della memoria. Riprenderemo tutto tra poco, ovvero le notizie, la lettura del giornale ed ulteriori dettagli anche relativi alla giornata della memoria. Noi dobbiamo ora andare in pubblicità e quindi ci rivedremo tra qualche minuto. Deposizione della corona ai piedi del monumento alla penna in Foro Ulpiano, un appuntamento per celebrare il 103esimo anniversario dalla costituzione della sezione Guido Corsi di Trieste dell'Associazione Nazionale Alpini. L'omaggio alla penna è stato preceduto dall'esibizione del coro, poi il ricordo delle penne nere che sono andate avanti. Il giorno del 26 proprio gennaio, dove nel 1922 si è deciso di fondare anche a Trieste una sezione ANA. Si sono trovati a suo tempo nella sede della Società Alpina delle Giulie, anche perché il grosso degli alpini irredenti provenivano quasi tutti da alpinisti, hanno chiesto di fare il servizio degli alpini e quindi era una cosa abbastanza logica farlo in quella sede. In più ricorre quest'anno il ricordo della battaglia di Nikolajevka. La battaglia di Nikolajevka è la battaglia che ha permesso agli alpini soprattutto di uscire dalla sacca in cui erano chiusi e trovare la via di casa. È una storia abbastanza interessante perché si trovano nel pomeriggio avanzato davanti a Nikolajevka, ancora occupata dai russi, no? E bisognava assolutamente entrare dentro, siamo in pieno inverno, il freddo, e se non morivano per colpi d'arma da fuoco sarebbero morti chiaramente per il freddo intenso eccetera, quindi bisognava trovare un riparo assolutamente. Il generale Reverberi, che allora comandava la Tridentina, con un tono quasi teatrale sale su un carro armato che si trova lì e lancia il grido "Tridentina avanti". A quel punto la massa si è mossa, hanno travolto le difese russe, sono entrati in Nikolajevka. Da quel punto in là è iniziata quella che poi sarà ricordata come la ritirata di Russia, la grande camminata di quasi 800 km che sono fatti questi nostri soldati per tornare a casa. Così gli alpini raccolti ieri da Gianluca Paladin, ben ritrovati con Sveglia Trieste, sempre sui temi del giorno della memoria, dove anche il piccolo, e vediamo la pagina, racconta ulteriori dettagli attraverso le interviste. Raccontavo nelle scuole la storia dei miei genitori, ma ora non lo faccio più. La testimonianza è di Armando Caim, 76 anni, la madre e il padre sopravvissero ad Auschwitz. Dopo il 7 ottobre del 2023 nessuna parola di solidarietà dagli insegnanti con i quali ero in contatto, e quindi c'è anche l'amarezza per quello che poi ha raccontato e ha anche confidato nell'intervista realizzata da Giorgia Pacino. Parte il terzo viaggio per i centri albanesi, siamo ai temi della attualità con il piccolo. Andiamo a leggere i titoli. Parte il terzo viaggio per i centri albanesi, il nuovo tentativo con 49 migranti, a bordo persone provenienti da paesi considerati sicuri, sarà la Corte d'Appello di Roma a decidere sui trattamenti. Questo per l'accordo per i rimpatri. Il pattugliatore della Marina arriverà al porto di Shengjin tra oggi e domani. Naufragio in acque maltesi, recuperati in mare i cadaveri di 2 bambini. Gli esercenti all'attacco, non siamo gendarmi, la sicurezza nei locali, il decreto Piantedosi sull'avventore modello dei locali pubblici non va proprio giù a bar ed esercizi pubblici, nonostante la precisazione arrivata dal Viminale sulla volontarietà delle azioni che i gestori dovrebbero mettere in campo. Le associazioni di categoria storcono il naso e chiedono al Ministro di aprire un tavolo di confronto.
Il piano di Trump per ripulire Gaza, via i palestinesi, l'ira degli arabi. Il presidente suggerisce di mandarli in Egitto e Giordania, ma arriva il second no di Amman, il Cairo, Hamas e della ANP. Ripulire Gaza, spostando i palestinesi in Egitto e Giordania. Donald Trump, sprezzante verso le regole essenziali della politica internazionale, ha offerto il suo rivoluzionario piano per la striscia parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, ma a stretto giro sono arrivati i no del Cairo e di Amman, oltre a quelli più scontati di Hamas e ANP. Groenlandia e Canada, il tycoon non molla alle mire imperialistiche. La Groenlandia penso che l'avremo, il Canada lo vedo come uno stato statunitense. Donald Trump insiste nelle sue mire imperialiste, parlando nuovamente a ruota libera con i reporter a bordo dell'Air Force One, che nella notte lo ha portato al suo Doral Golf Club in Florida, dove resterà sino ad oggi. I cronisti lo incalzano su tutto, da TikTok al colore dell'aereo presidenziale, fino a Vladimir Putin. Ma l'attenzione più alta resta sulla sfida a due paesi alleati e membri della NATO, come Copenaghen, cui appartiene la Groenlandia, e Ottawa. La Groenlandia penso che ce l'avremo e penso che i suoi 55.000 abitanti vogliono stare con noi, ha detto Trump. Israele blocca l'accesso a migliaia di sfollati a nord, prima liberate Arbelle, una marea umana al valico, e lo stop da parte di Israele. L'Unione Europea è divisa su Donald, oggi il Consiglio degli Esteri si cerca di trovare la quadra anche sulle ultime parole del presidente statunitense. Lukashenko stravince e al potere dal 1994, la Bielorussia alle urne con la vittoria che ormai era data scontata per Alexander Lukashenko, presidente della Bielorussia per un 7° mandato, rimanere al potere fino al 2030 e garantire l'alleanza con Putin. I risultati di un exit poll diffusi subito dopo la chiusura dei seggi lo danno vincitore alle presidenziali con l'87,6% dei voti e un'affluenza superiore all'80%. Le idee, dazi e clima, Unione Europea disarmata con Trump, scrive Sara Armella, soprattutto guardando ai dati e ai dazi, e con questo rimando poi agli accordi privati che prenderà gli Stati Uniti con i paesi dell'Unione Europea. Terrapieno di Barcola, siamo alle notizie della cronaca di Trieste. Al via i lavori di bonifica sul terreno inquinato, parte il nuovo lotto da 4.000 metri quadrati, l'area ospiterà il campus sportivo. A poca distanza riposano i masegni da usare su Viale Monumentale e Parco Lineare. Queste che vedete in foto sono delle vedute aeree con il drone nel fotoservizio di Francesco Bruni, proprio dell'area in oggetto, quella del terrapieno di Barcola, nella sua estensione nella foto in grande accanto al Parc Bovedo, vicino ai circoli della vela, invece nel riquadro più nell'angolo in alto a sinistra, eccolo qua, e invece nella foto sottostante una veduta un po' più lontana del terrapieno, ancora dalla zona del ponte del ferroviario, con questo tappezzamento di vegetazione che si vede molto distintamente, e sotto ancora, nell'ultima miniatura, invece proprio l'area dei circoli nautici, ma in particolare degli stabilimenti balneari che sono a confine della zona in oggetto, che sarà poi interessata da lavori di bonifica, in quanto il terreno, ma lo si sa da tanti anni, è inquinato e lo è da tanto tempo. Per il resto della zona vicina alle società nautiche manca ancora un piano, il comune è alla ricerca di una proposta unica. Il cantiere, arriva il parere favorevole dell'antisismica regionale, si parte con la cittadella. La bonifica del terrapieno di Barcola dovrà procedere in parallelo ai cantieri in corso o da avviare nell'area di Porto Vecchio Portovivo. Il prossimo intervento a partire sarà quello della cittadella dello sport. Il dirigente Giulio Bernetti fa sapere che il comune ha appena ottenuto il disco verde dalla commissione antisismica regionale. I lavori per il campus potranno partire dopo la consegna del cantiere, avvenuto già lo scorso dicembre, e potrà partire già in questa settimana. Il termine previsto è la fine dell'anno, fine del 2025. Altre immagini dello sviluppo del Porto Vecchio con queste vedute aeree. Nella foto a sinistra un dettaglio di quello che è il margine con il mare del terrapieno, nella foto più in grande una veduta più prospettica che si orienta verso il centro congressi, che riconosciamo qui in questa zona qua
che vi stiamo facendo vedere, invece più verso il sud della foto le aree ancora non interessate da riqualificazione, questi magazzini scoperchiati che vedete in foto. Sulla destra invece tutta la zona costiera con i masegni e i blocchi di pietra che sono a protezione della costa. Le altre due foto con il terrapieno visto dall'alto e un altro invece che spezza in due, da un lato il terrapieno e dall'altro il Parc Bovedo, in quella che poi sarà l'opera di bonifica che sarà avviata prossimamente. Confronto bipartisan dopo le polemiche sul modello di sviluppo poi l'antico scalo. Oggi l'incontro dell'associazione Luoghi Comuni, interventi di Fedriga, Cosolini, Bertoli, Famulari, docenti e imprenditori. Il percorso istituzionale è stato deciso prima dal via libera della Giunta alla proposta di project financing di Costim e poi con il voto del Consiglio Comunale, arrivato in aula ma mai così divisa. Ma il dibattito pubblico attorno agli sviluppi futuri del Porto Vecchio è ancora aperto, necessario, possibilità di manovra, opportunità, punti da chiarire in un progetto senza precedenti e destinato in ogni caso a determinare il futuro della città per i prossimi decenni. La sfida non può essere persa, Porto Vecchio, idee per centrare l'obiettivo e quindi il titolo e l'obiettivo dell'incontro pubblico promosso dall'Associazione Luoghi Comuni dell'ex sindaco del centro-sinistra Roberto Cosolini, in programma oggi alle 17:15 nella sala Piccola Fenice di via San Francesco numero 5. Alla reception, armato di coltello, paura al hotel di via Valdirivo, l'incursione di un uomo, minaccia il personale, pretende una stanza e prende a pugni la guardia giurata, scatta la doppia denuncia a piede libero, l'episodio di violenza nella struttura ricettiva di Borgo Teresiano. Piomba nella reception, armato di coltello e minaccia la dipendente, poi sfera un pugno in faccia a una guardia giurata intervenuta per difenderla. Tanta furia per un posto letto, a quanto pare l'uomo voleva a tutti i costi essere ospitato nell'ostello di via Valdirivo in Borgo Teresiano. Per bloccarlo sono dovuti intervenire i poliziotti. L'esercitato è stato portato in questura, identificato e denunciato a piede libero per minacce e lesioni. L'irruzione è scattata verso le 22 di sabato sera all'hotel Trieste. L'uomo, di origini straniere ma con cittadinanza italiana e residente fuori Trieste, si sarebbe diretto verso la receptionist, deciso a ottenere ospitalità per la notte, ed evidentemente non ha ottenuto la risposta che desiderava e a quel punto è passato alle maniere forti. Mi ha minacciata con un coltello, ha riferito la donna ai poliziotti. Il primo a intervenire nel tentativo di calmare l'ospite desiderato è stato un addetto alla sicurezza che però si è beccato un pugno in faccia. Pochi minuti dopo sono arrivate sul posto alcune volanti allertate dall'ostello. Gli agenti sono riusciti a calmare l'uomo per poi caricarlo a bordo dell'auto di ordinanza. Una volta arrivati in questura ed eseguite le formalità di rito nei confronti dell'uomo è scattata una doppia denuncia a piede libero. Deve rispondere sia di minaccia per le intimidazioni rivolte alla receptionist sia di lesioni ai danni della guardia giurata. I poliziotti stanno facendo ulteriori accertamenti per chiarire più nel dettaglio i motivi che hanno spinto l'uomo a minacciare e aggredire i due malcapitati. Stando a quanto emerso, non era sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, non ha preteso soldi ma una stanza. La giovane donna minacciata è ancora sconvolta, ieri non è andata al lavoro, è sotto shock, riferisce una sua collega al telefono. È comprensibile, per fortuna non è stata aggredita fisicamente. Si allunga dunque la scia di aggressioni e violenze in città nonostante le zone rosse. Quello di sabato sera è il secondo episodio in 48 ore. Altri argomenti: morto a 85 anni Pivetta, veterano delle giostre dal circo al Luna Park, viene qui ricordato da Andrea Di Matteo all'interno di questo articolo. Via Dalviano apre domani, riparato l'asfalto ceduto durante i lavori di Acegas. Operai al lavoro di domenica per rispettare la data prevista. Il tratto tra via Caduti sul lavoro e via Lavoratori è interdetto da venerdì con notevoli disagi alla circolazione in quella zona della città. Carabinieri e cani antidroga pattugliano piazza Oberdan, l'unità cinofila dei militari dell'Arma per i controlli in una delle 3 zone rosse, identificati vari minorenni, 2 portati in caserma, la polizia locale in supporto. Dopo i controlli e le identificazioni sono entrate in scena anche le unità cinofile antidroga. Ieri pomeriggio i carabinieri hanno pattugliato piazza Oberdan utilizzando un pastore tedesco addestrato a fiutare la presenza di sostanze stupefacenti. L'area rientra nella cintura di una delle 3 zone rosse delineate su disposizione della prefettura in chiave preventiva con l'obiettivo di contrastare il crescente episodio di violenze come risse
e aggressioni e rapine che si sta verificando negli ultimi mesi in vari punti della città. Il provvedimento è cominciato il lunedì scorso, oggi quindi è trascorsa una settimana esatta dall'entrata in vigore. Minaccia all'esponente della comunità ebraica, indagine della Digos, l'episodio durante una manifestazione. La Digos sta eseguendo accertamenti investigativi sulle minacce di morte subite per strada da una persona facente parte della comunità ebraica. L'episodio, a cui ha assistito un testimone, è stato lui ad avvisare il 112 innescando l'intervento della polizia, è avvenuto sabato pomeriggio in Corso Italia, nei pressi del negozio di calzature Pittarello, all'altezza dell'incrocio con via San Lazzaro. L'uomo, un quarantenne che indossava la kippah, stando alle ricostruzioni, è stato avvicinato da due giovani che impugnavano le bandiere della Palestina. Erano circa le 16. A quell'ora si stava svolgendo in centro, a poca distanza, un corteo pro-Palestina. Non è chiaro se i due in quel momento stessero raggiungendo la manifestazione o ancora se l'avessero appena lasciata. L'uomo comunque non ha risposto alle minacce e si è allontanato. I due ragazzi si sono accorti della presenza del testimone che aveva assistito alla scena e che stava telefonando, se ne sono andati. Questo è quanto ricostruito dal testimone. Italy e gli 8 anni dell'ex magazzino Vini. La festa con 9 chef celebra l'evento, un compleanno da tutto esaurito sulle rive con le proposte di piatti che omaggiano Trieste e guardano al futuro. Tassazione degli immobili, gli esperti a confronto nel convegno. L'Università di Trieste, attraverso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e la Regione, organizzano il convegno La tassazione degli immobili in Italia e in Europa, esperienza a confronto, che si svolgerà domani a partire dalle 15 nel Salone di rappresentanza del Palazzo delle Regioni in Piazza Unità. Code e pienone al Verdi per la Madame Bovary, narrata da Alberto Banti. Continua il successo del ciclo delle lezioni di storia, la guerra dei sessi, prossimo evento il 2 febbraio, sull'ex First Lady argentina Eva Perón. Vetro sfondato con la Piccozza ai Campi Rossi e l'8º colpo. Il ladro nella notte al tennis club mette tutto a soqquadro senza trovare nulla. La proprietaria è scattato l'allarme, ma quando siamo arrivati era troppo tardi. L'impianto sportivo di Borgo Grotta Gigante nel mirino dei ladri e dei vandali. Il geoparco del Carso è in realtà, ma ora serve il piano di gestione. La Regione riconosce il perimetro del sito, gli obiettivi sono tutela, didattica e geoturismo. A Visogliano il caso del senza tetto che dorme in stazione, l'aiuto dei residenti, racconta Ugo Salvini in questo episodio nel comune di Duino Aurisina. Invece a Muggia, trovato morto in casa un uomo di 37 anni. Sabato sera un 37enne triestino è stato trovato morto all'interno della sua abitazione di Muggia in via D'Annunzio. Il corpo giaceva a terra vicino a una finestra, non aveva segni di violenza. Da quanto risulta è stata una vicina a dare l'allarme, sentiva abbaiare i 2 cani del giovane che non rispondeva per ore, quindi si è preoccupata e ha chiamato i soccorsi. Sul posto, assieme ai familiari, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno forzato la porta d'ingresso dell'appartamento, quindi le pattuglie dei carabinieri di Muggia e il medico legale. La procura di Trieste è stata informata ed eseguirà tutti gli accertamenti del caso. Le foto del giorno, una giornata invernale al giardino pubblico e poi ciò che non va, in mezzo al verde spunta l'ape abbandonata, una foto da biennale. Natura morta, scrive con un'ironica amarezza Nevio Poclen, dalla boscaglia spunta un vecchio ape abbandonato. Col passare del tempo la natura sta inglobando il veicolo che starebbe meglio nel garage di un collezionista o da uno sfasciacarrozze, piuttosto che lasciato incivilmente in mezzo al verde. Imparare a convivere con il lupo, un prezioso alleato di uomo e natura. Qui un esemplare, racconta Nicole Kerbancic, le pagine della cultura. Ci arriviamo tra poco, prima c'è l'inserto Nord-Est Economia, le catene della moda e il Nord-Est è in gioco, con OVS, Moncler e Universe, i nuovi colossi del retail, con tutti i dati riportati in quella pagina. L'esperto Cappellari dice il modello ora è l'ultra fast fashion, che non ho idea di che cosa sia. Benetton, per rilanciarsi, potrebbe seguire la strada di Abercrombie & Fitch e riconfigurare il modello di business. E poi Aermec sceglie gli Stati Uniti, è colpa del Green Deal. L'industriale Alessandro Riello, Bruxelles ha un approccio radicale, rischioso per l'occupazione. Palazzetti inserisce l'intelligenza artificiale in stufe e caminetti per prevedere i guasti, così l'azienda di Porcia porta il riscaldamento a biomasse nel futuro. Chiara Palazzetti, amministratore delegato, dice l'intelligenza artificiale è in grado di macinare grandi volumi di dati in tempi brevi e in futuro ci consentirà la manutenzione predittiva. Così Palazzetti. Bitcoin, perché con le elezioni di Trump le quotazioni sono salite?
Ed è vero che le criptovalute saranno sdoganate? Tutte le risposte a questi quesiti sul risparmio nella pagina in oggetto. Dal Danieli fino a Dubai, VDA Telconet specialista nella domotica degli hotel. Prima gli Stati Uniti, poi la Croazia. L'amministratore delegato Gramaglia racconta le acquisizioni dell'azienda di Pordenone. In Veneto e Friuli Venezia Giulia netta flessione della vendita di macchinari agricoli, scrive Maurizio Cescon. San Martino del Campo cerca giovani volontari per il servizio civile universale, il bando che viene riportato in questo specchio di notizie del Piccolo. Tutte le informazioni al link domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 di martedì 18 febbraio, quindi c'è una data entro la quale dover sottoscrivere il proprio interessamento. Andiamo alla cultura. Tigre, ribelli che leggevano Dostoevsky, in libreria il romanzo Il mare oltre le sbarre del giornalista Dusan Jelincic, che narra la vita del padre Zorko, cofondatore del primo gruppo antifascista europeo. Frammenti di vite spezzate durante la Resistenza, la storia 80 anni fa, scrive Angelo Floramo. Nonostante Einstein possiamo dire che Dio gioca a dadi con il mondo. La presentazione Giuseppe Mussardo, docente della Sissa, firma un volume sui primi 100 anni di storia della meccanica quantistica. Ancora sulle pagine della cultura gli appuntamenti con la musica, il Trestino Fra Giacomo nel documentario sui Nirvana a Roma, invece al Verdi, Vivaldi con il Giardino Armonico e Isabel Faust. Questa sera per la Società dei Concerti la solista affiancata dall'orchestra barocca. C'era anche un appuntamento di Sgarbi a Gorizia alle 18:30 all'Auditorium della Cultura Friulana di Gorizia con ingresso libero anche Sgarbi. L'influencer umanista Edoardo Prati arriva sul palco di Pordenone, mentre la società archeosofica svela tutti i segreti dell'arte del tarocco nel ciclo di incontri che rimanda il Piccolo alla lettura. Andiamo allo sport con la Triestina, vittoria gettata. L'Unione gioca un buon primo tempo e passa con una perla di Correia su assist di D'Urso. Nella ripresa gli albardati non chiudono, il Lecco prende campo e all'89esimo trova il pareggio. È successo tutto ieri al stadio Nereo Rocco a Trieste tra Triestina e Lecco. La Triestina che ha dominato il primo tempo contro gli avversari che si trovano 6 punti davanti in classifica nella zona play-out. Poi il secondo tempo gli ospiti sono cresciuti, non hanno impensierito granché i rossolabardati, ma nel finale sono riusciti a trovare la rete del pareggio. Per questo la vittoria gettata, visto che la Triestina fondamentalmente ha tenuto il pallino del gioco per tutta la partita. Tessere resta soddisfatto, ottimo primo tempo ma è stato dispendioso. Le parole nel post gara: per il tecnico labardato il problema sta nella tenuta fisica, nella ripresa avremmo comunque meritato di chiuderla. Ci sono state le occasioni per poter chiudere la partita, ce l'ha avuta D'Urso, ce l'ha avuta Olivieri, ce l'ha avuta anche Vertainen, però occasioni che non finalizzi poi purtroppo in qualche modo le paghi. Correia il migliore in campo ieri secondo Ciro Esposito del Piccolo, buone anche le prove di Frare, Brahima, del portiere Keller Rosso di D'Urso, sufficienza per Johnson, Silvestri, Tonetto, Vertainen e Vozza, nonché Balcott e Della Zrac che sono subentrati. Un po' sottotono Olivieri, così come Fiordilino, che hanno giocato correndo molto, in certe occasioni correndo un po' a vuoto. La Triestina rimane nella situazione di classifica all'interno del gruppo di squadre coinvolte in questo momento nella zona play-out, ovvero Pro Patria con 18 punti, Caldiero Terme con 19, la Triestina 20, il Lecco, proprio l'avversario di ieri, a 26, l'ultimo è l'Union Clodiense a 15. Sono salve al momento Pro Vercelli, Pregolettese, Arzignano, Gianelmini e Virtus Verona. Si giocano invece i play-off, il Renate da decima, poi il Lumezzane, l'Alcione Milano, l'Albino Leffe, il Novara, il Trento, l'Atalanta Under 23. Miglior posizione per Feralpi Salò che è terza, Vicenza che è seconda, prima con 6 punti di distanza dall'inseguitrice il Padova che è capolista a 62 punti.
Il prossimo turno della Triestina si giocherà, se non sbaglio, a Lumezzane, ecco qua, il 2 febbraio alle 17:30, la partita fra Lumezzane e Triestina. Lumezzane che occupa la 9ª posizione in campionato, di punti ne ha 34 rispetto ai 20 dell'Unione, quindi trasferta sicuramente complicata per il Lumezzane e per la Triestina contro il Lumezzane, che nell'ultima partita ha vinto in trasferta contro l'Atalanta Under 23, che è quarta in campionato e che è la squadra che la Triestina ha affrontato la giornata scorsa, dove ha perso 3-1 a Caravaggio in provincia di Bergamo. Blackout Trieste per il basket, biancorossi lottano alla pari contro Milano per 3/4, ma si sciolgono in quello finale. Assente Jutov per influenza, i meneghini ribaltano pure la differenza canestri dell'andata. È finita 87-74 per l'Olimpia Milano contro la Pallacanestro Trieste. Non basta Valentine, Ross, regia rivedibile, secondo l'analisi di Raffaele Baldini. Non siamo riusciti a mettere in campo la determinazione che sarebbe servita, ha detto l'allenatore Gemion Christian al termine della gara. Vincono le 3 in vetta, Virtus fermata da Sassari nel gruppo delle altre partite che hanno dunque chiuso la giornata di campionato proprio ieri. Noi dobbiamo andare in pubblicità, quindi ci rivedremo tra poco con i nostri ospiti e eventualmente anche sfogliando alcune altre pagine del giornale, quelle dello sport solitamente non riusciamo a leggerle tutte, magari vedremo qualche titolo in corso di mattinata. Ci vediamo tra poco. Vado in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia del consigliere comunale della lista Russo.Franco, Alberto Pasino, ben trovato, buongiorno. Grazie dottor Gullotta per l'invito a questa trasmissione, buongiorno a tutti. Oggi è il giorno della memoria, io lo dicevo già in pubblicità, questa mattina facendo colazione ho letto una frase che ha riportato una giornalista di un emittente nazionale che ha detto: quando sono stata ad Auschwitz, e lui è stato in questi giorni anche per un reportage per la sua emittente, mi sono accorta di tante cose, ma soprattutto quello che ha scritto, che ha riportato, qui ci si rende conto di come l'umanità abbia fallito. In effetti il giorno della memoria serve anche a questo, serve a riflettere su un evento storico tra i più tragici della storia, che è quasi una metafora del fallimento umano ed è sempre attuale, sia per l'aspetto delle tensioni anti-ebraiche. 2 giorni fa il piccolo, o forse ieri, riportava la notizia di una persona aggredita in città che portava la kippa e per questo è stata aggredita. E quindi c'è un aspetto strettamente legato al sentimento anti-ebraico, e poi c'è un altro aspetto, quello della disumanità, che può aggredire anche la civiltà più evoluta. La Germania, che fu portatrice dell'antisemitismo, era in realtà in quel momento forse la massima espressione culturale al mondo, esprimeva certo nei decenni precedenti, ma i più grandi scrittori, i più grandi musicisti, non di meno è stata capace di produrre quello, e quindi celebrare il 27 di gennaio significa fare riflessione sulle nostre fragilità e su come anche noi in qualsiasi momento possiamo cedere a questa deriva e perdere, come ben diceva lei, la nostra umanità. Abbiamo una telefonata che sentiamo, buongiorno. Buongiorno Gullotta, sono Diego. Buongiorno Diego. Io volevo approfittare della presenza di Pasino e del fatto che oggi alle 8 ci sarà un presidio davanti alla Flex, proprio per chiedere a Pasino cosa ne pensa di questo depauperamento del tessuto industriale di Trieste. Abbiamo avuto la chiusura della Ferriera, la perdita di produzione dei motori navali, delle grandi motori, adesso abbiamo una crisi in Flex, Tirso, Uvox.
Quindi vorrei capire cosa ne pensa, proprio perché credo che i nostri giovani non possono vivere solo di turismo con paghe che si aggirano intorno ai 1.000 euro. Tutto qua, vi ringrazio, buona giornata. A lei Diego, grazie, prego. Grazie Diego per questo stimolo. Lista Russo.Franco ed io personalmente abbiamo sempre creduto che il futuro della città sia legato ad una armonica composizione di attività di carattere produttivo e anche industriale. Non a caso ho ripetutamente sostenuto che secondo me anche soltanto a fini simbolici, ma sarebbe stato importante prevedere una produzione industriale, di industria leggera naturalmente, in Portovecchio, un'area così estesa che avrebbe potuto replicare ciò che si fa in tante città del mondo, cioè riportare in centro alle città una produzione che oggi non è più inquinante, ma anzi è elemento socialmente rilevante, perché non solo i servizi debbono essere accolti nell'ambito del centro cittadino, ma anche produzioni leggere, pensiamo all'alta tecnologia, per fare un esempio, che potrebbero così rendere più evidente ad una comunità che senza produzione industriale non c'è futuro, perché è vero, i servizi sono un aspetto fondamentale, è vero, in una comunità di successo anche il turismo può avere uno spazio, ma è l'industria, accanto all'attività portuale, ciò che definisce ciò che potrebbe definire in termini positivi la nostra città. E lei mi fa piacere questa domanda, perché è il modo giusto secondo me per affrontare questo tema. Siamo naturalmente tutti accanto ai lavoratori della Flex, siamo preoccupati per il loro destino, ma la prima sensazione che dovrebbe avere un triestino oggi è quella di ottimismo, cioè noi, e l'avrebbe se ci fossero le condizioni per esserlo, ma il modo molto intenso di concentrarsi sul turismo forse crea questo senso di scoramento che di fronte a una chiusura o di fronte a una crisi industriale, che dovrebbe essere, guardate, fisiologica in un tessuto ordinario, nel senso che le aziende aprono e chiudono, non dovrebbe essere una cosa drammatica, lo diventa quando si percepisce come l'ennesima occasione perduta di fronte a quel turismo che lei ben ricordava. È una componente secondo me fisiologica e anzi gradita, laddove non diventi l'aspetto predominante di una offerta economica di una città. Altra telefonata, buongiorno. Sì, un buongiorno a voi. Prego. Ecco, volevo dire, perché non si commemora invece che commemorare gli ebrei, tutti quelli che sono stati anche non ebrei, perché tanta gente non era ebrea nei campi di concentramento, e noi dobbiamo commemorare ogni anno gli ebrei e gli altri che sono morti nei campi di concentramento, quando verranno commemorati, il perché. E poi mi domando il perché gli ebrei da quando hanno avuto il loro regno sono stati perseguitati, e perché sono stati perseguitati fino ai giorni nostri. Anche la Russia ha fatto un eccidio tremendo degli ebrei, e non solo loro, ma tanti popoli li hanno ammazzati, e mi domando perché dopo 1000 anni, 2000, anzi non 1000, 2000 o 3000 anni. Grazie e buongiorno. Grazie, allora, molto indietro. No, ma ci sono due componenti di questa domanda. Alla prima risponderei così, nei limiti delle mie capacità. Il giorno della memoria commemora, e oggi sono 80 anni, dalla liberazione da parte delle truppe, se ricordo bene, russe, del campo di sterminio di Auschwitz. E questo è ciò che ricorda. Ricorda cioè poi le vittime dei lager, perché diversamente è proprio il fatto che sia associata la data alla liberazione di Auschwitz. Ecco, io dovrei rivedere le motivazioni dell'istituzione di questa giornata, non so se escluda dalla memoria, dal ricordo, coloro che hanno tragicamente perso la vita in quei campi di sterminio e non erano ebrei. Sappiamo che c'erano
i Rom, le persone, gli omosessuali, gli oppositori del regime. Il campo di Auschwitz è stato, diciamo, tragicamente rodato non sugli ebrei, cioè la maggior parte, sappiamo, 1,5 milioni erano ungheresi, e quindi nella parte finale della guerra, ma già prima era stato realizzato. Quindi sappiamo che, ecco, io non sono del tutto certo che la finalità della giornata della memoria sia quella di ricordare solo gli ebrei. Non di meno occorre dire, anche soltanto per ragioni di proporzione ed anche perché quello è stato un genocidio, a differenza delle iniziative assunte ad esempio contro i polacchi che sono stati uccisi nei campi di sterminio o altri. Lì non c'era nessuna finalità di creare di perseguire diciamo genocidiaria. Altro è poi la questione della persecuzione degli ebrei. Io davvero non me la sento di entrare in un tema così complesso. Certamente il fatto che fossero il tema del deicidio fino a tempi purtroppo recentissimi è stata una motivazione che si riteneva giustificasse un odio anti-ebraico, però insomma le ragioni sono troppo complesse e davvero non me la sento di affrontare questo tema. Una mail dice: finalmente sono state messe in campo le unità cinofile a Trieste, anche se andrebbero aumentate, visto che da troppo tempo in città circola droga, soprattutto tra gli stranieri che entrano in Italia illegalmente. La delinquenza corre velocemente, mentre la repressione la fanno procedere molto lentamente, scrive Patrizia, che torna sul discorso zone rosse e sicurezza in città. Allora, c'è un grande allarme sociale, un allarme sociale che interpella un'azione forte da parte del governo, forte ma anche intelligente. Le zone rosse, sappiamo, hanno un carattere di palliativo. Se uno spaccia droga e uno la compra, fanno molto in fretta a comprendere che il luogo dove debbono effettuare il loro illecito commercio non è più non so, Largo Barriera, ma è un'altra zona della città. È un palliativo, dunque occorre investire in risorse, investire le risorse in alcune attività. Più sicurezza significa certamente una più forte presenza sul territorio. L'abbiamo detto in campagna elettorale, noi spingevamo per avere il vigile di quartiere, una persona che, conoscendo il territorio, fosse in grado di annusare l'aria, capire subito se c'era qualcosa che non quadrava e allertare le forze di polizia, ma poi anche una più mirata spesa, ad esempio, per consentire al potere giudiziario di compiere il proprio dovere. In questo momento la concentrazione è sulla separazione delle carriere, sì, un tema su cui ci si può anche, diciamo, si può anche ragionare, ma non è se voi faceste gli avvocati penalisti o semplicemente se voi prendete il piccolo di ieri e leggete la cronaca dell'apertura dell'anno giudiziario e accorgerete quante magagne in questo momento soffre la giustizia, quasi che non si volesse farla funzionare. E guardate, se non funziona la giustizia si prende Al-Masri e Al-Masri il giorno dopo con un aereo di Stato, invece che essere, come diceva, perseguitato nel globo terracqueo, mi pare dicesse la nostra Premier con riguardo alla indomita sua intenzione di perseguitare coloro che gli aguzzini che si concentrano in modo malevolo sui migranti. Beh, questo anche a causa secondo quel che dice la Meloni, a causa di inefficienza del sistema giudiziario, è stato addirittura riaccompagnato con volo di Stato a casa. Credo che si debba cambiare pagina, guardate, e sarebbe anche il caso che si smetta con gli slogan. Trieste in mano alla destra, alle destre, che hanno il 30%, l'8%, soltanto parlando di Fratelli d'Italia e Lega. Sarebbe ora che si passasse dagli slogan a azioni concrete a favore della popolazione. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno.
Nulla. Vediamo se ci sono delle mail. Pasino, se no. Sì. Allora, buongiorno, premetto, solo una minoranza. La protesta dei magistrati è una vergogna. Una minoranza è uscita dalle aule dove non dovrebbero mai più fare rientro, avendo dimostrato parzialità. Alcuni si ritengono una casta al di sopra del governo eletto. Vanno ridimensionati e non da oggi, essendo stati protagonisti di ingerenza negli esecutivi parlamentari con accanimenti giudiziari degni di regimi dittatoriali, adottando metodi da Repubblica delle banane che hanno danneggiato il paese. Concludo chiedendo al questore perché è stato vietato il corteo dei patrioti che rivendicava il rispetto delle leggi, mentre una settimana dopo, sabato, è stato concesso di sfilare agli anti-italiani dei centri sociali inneggianti a culture totalmente opposte alla nostra, tristemente noti per gli scontri con le forze dell'ordine, 2 pesi e 2 misure, ripeto, solo una minoranza. Qua i temi sono diversi, sappiamo che ci sono stati dei fenomeni in questi ultimi 30 anni in cui la magistratura ha certamente compiuto, secondo la mia opinione, degli errori. Però c'è un fatto importante e poi c'è un altro aspetto che viene toccato, cioè quello che chi ha aderito all'invito dell'Associazione Nazionale Magistrati, credo che fosse quella, no? Che ha, e ha lasciato l'aula nella quale si celebrava l'apertura dell'anno giudiziario. Ecco, so che forse ha fatto male, ecco, cioè è lecito criticare un atteggiamento da parte di alcuni magistrati che si ritiene non consono alla funzione che esercitano, perché essenzialmente, questo io comprendo l'argomento, il magistrato applica la legge, insomma, e quindi il fenomeno parlamentare, o per meglio dire la funzione parlamentare, è altrettanto libera e soggetta, come lo è il magistrato, che è soggetto solo alla legge, poteri distinti in termini montesquieuiani. Detto questo, dobbiamo mettere in risalto forse un concetto che spero sia unificatore, il concetto della tripartizione dei poteri, cioè in questo c'è un timore e sarebbe bello che questo timore fosse dipanato o comunque insomma fosse allontanato. Quello che alla fine di questa riforma i magistrati inquirenti, in particolare i pubblici ministeri, non finiscano sotto il governo, o per meglio dire, sotto la direzione del governo, perché questo è il reale timore. E guardate, siccome molto spesso i modelli sono quelli statunitensi, negli Stati Uniti è così, quindi. E questa è una cosa che noi aborriamo, abbiamo in molte cose, pur nella forte alleanza, nella importante alleanza con gli Stati Uniti, e quindi nello spirito atlantista che giustamente questo governo pone in campo, anche con una continuità, insomma, diciamolo, con altri esponenti politici, specialmente insomma, degli anni. Vabbè, comunque senza andare indietro nel tempo. L'importante invece è marcare la differenza. Da noi la magistratura è pienamente indipendente e nonostante gli errori che l'ascoltatore ha messo in risalto e che però per quanto siano stati laceranti, perché sappiamo che Mani Pulite ha lasciato a terra dei partiti che erano essenziali per un equilibrio del nostro sistema, bisogna comunque preservare il principio di autonomia dei 3 poteri. Poi per diversi pesi e misure a parte della questura risponderà il questore, non ho commenti da fare. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulotta, buongiorno a lei e all'avvocato Pasino. Buongiorno. In questa triste giornata, perché per me è triste anche se non sono ebraica, ma insomma non è una cosa così facile da digerire, volevo dire, avvocato, cioè i radicali si sono battuti una vita per la separazione delle carriere. Adesso, ieri ho visto che all'intervento di Nordio
sono usciti sì i magistrati, ma gli avvocati hanno battuto le mani, perché per me, sono ignorante, sa, lei è un avvocato e del mestiere, però i magistrati non possono interpretare le leggi, anche lei da avvocato, ed è una persona onesta, diciamo, può parlarmi veramente semplicemente e non da parte di un partito o d'altro, no? E interpretano le leggi, e ci sono certe denunce, certe veramente che non hanno senso, sulle violenze sessuali, su altre cose, e poi sappiamo che tantissimi sono stati messi, hanno passato mezza vita in galera e poi sono stati assolti per non aver fatto il fatto. Allora io non riesco a capire, non è che facendo la separazione delle carriere il governo possa comandare sulla magistratura, ma a me sembra una cosa giusta, perché lei avrà, forse penso di sì, sicuramente letto il libro di Salustri che ha fatto su Palamara. Ci sono tante cose anche sul CSM che non funzionano, bisogna fare qualcosa su quella giustizia, perché i cittadini onesti non sono contenti, sono veramente un po' schifati, mi permetta l'espressione, di questa magistratura abbastanza, diciamo, di parte. Grazie. Grazie a lei. Grazie per questo intervento, signora. Dunque, in effetti l'avvocatura ha preso una posizione, io non sono qua in veste di rappresentante dell'avvocatura, però facciamo cronaca. L'avvocatura, in particolare il Consiglio Nazionale Forense e non solo il Consiglio Nazionale Forense, hanno assunto una posizione critica nei confronti della magistratura, dichiarando che le difformità di opinione circa il progetto di legge di separazione delle carriere può essere soggetto a critica, ma in altre forme. Quindi secondo l'avvocatura non sono queste le forme, e credo forse neppure lo sciopero che è stato proclamato dalla magistratura, del tutto convincenti dal punto di vista dell'avvocatura. Io qui però non siedo, io sono avvocato, ma quando entro in questo studio, ma quando faccio l'attività politica, c'è una scissione netta dalla mia attività professionale, e allora cerco di fare al meglio delle mie possibilità politica. Io tante delle cose che lei ha detto, signora, le condivido, e l'ho detto forse l'ho detto, forse non con la necessaria chiarezza, lo dirò adesso, cioè l'inchiesta su Tangentopoli, come si direbbe secondo la vecchia saggezza popolare, con l'acqua sporca abbiamo buttato via anche il bambino, cioè siamo andati ben oltre gli scopi, che probabilmente erano scopi positivi, insomma era indubbio, no, che il fatto del finanziamento pubblico dei partiti fosse, insomma, il finanziamento dei partiti fosse gestito, diciamo, in modo un po' poco ortodosso, insomma, ha portato, insomma, un fenomeno che poi però è sfuggito di mano. Ci sono delle ragioni per le quali è lecito attendersi dalla magistratura una migliore, diciamo, una risposta migliore alle necessità dei cittadini. Questo è pacifico. Sul tema della durata dei processi in materia civile, la materia della quale mi occupo, sono stati fatti grandi passi avanti, però sappiamo che adesso è di questi giorni la notizia che il sistema telematico di gestione dei processi penali non funziona. E l'ho detto in apertura, cioè noi non possiamo pensare di eradicare la violenza dalle nostre strade se il sistema della giustizia non funziona, ma in questo sarebbe, secondo me, signora, sarebbe sbagliato additare la sola magistratura come responsabile delle proprie inefficienze, perché, le faccio un esempio, non hanno risorse, cioè spesso i magistrati si portano da casa la carta su cui scrivono i provvedimenti, cioè sarebbe come dire che il dottor Gullotta dovrebbe comprarsi lui un computer per fare le trasmissioni e non fosse invece fornito dalla emittente che lo ha assunto. E guardate,
noi forse, no, se vogliamo veramente fare del bene alla nostra comunità, dobbiamo uscire, cercare per quanto possibile di uscire dai luoghi comuni e capire, ed è vero, che la magistratura certamente deve metaforicamente mettersi una mano sulla coscienza, come ciascuno di noi peraltro, laddove si debba correggere, e ciascuno di noi deve farlo in realtà, ma anche molta parte è dovuta alla politica e a chi non dà risorse alla magistratura, perché l'ho detto in apertura e sono sereno per questo, che non è evidentemente la mia una posizione strumentale, quando si parla di sicurezza, non c'è sicurezza senza una buona magistratura, certo. e sono necessarie più risorse economiche, più magistrati, più persone addette alle funzioni di cancelleria, un sistema più rapido ed efficace, e in questo, signora, sono completamente d'accordo con lei. Abbiamo collegato Gianluca Paladin che ci notifica e ci mostrerà adesso anche con le immagini del collega quello che sta accadendo sul fronte Flex. Buongiorno Gianluca. Presidio in corso per la Flex, qui fuori dai cancelli come annunciato, sigle sindacali e lavoratori presenti per l'allarme dei possibili esuberi che potrebbero esserci con il passaggio alla nuova proprietà. 350 le persone coinvolte, noi siamo qui in diretta per raccontarvi i vari passaggi, ci sono i sindacati che prenderanno la parola e parleranno con i lavoratori. Riassumendo un po' la situazione, possiamo dire che c'è molta attesa per domani, dove c'è il tavolo ministeriale per fare il punto della situazione. I sindacati hanno parlato di atteggiamento irresponsabile di Flex, sta disimpegnando appunto lo stabilimento di Trieste, e poi appunto bisognerà passare alla nuova proprietà, il fondo tedesco, che però già prima, ancora prima di presentare un piano industriale, avrebbe già ventilato l'ipotesi di esuberi strutturali. Cosa preoccupa? Preoccupa anche proprio questa parola, strutturali, quindi tagli che potrebbero essere importanti. Vedete tantissime persone che sono già qui assiepate davanti ai cancelli. Noi adesso subito andremo a parlare con alcuni di loro. Antonio Rodà della UILM, segretario Trieste e Gorizia, con noi. Siamo in diretta con la nostra emittente su Tele4 e raccontiamo una drammatica situazione che coinvolge più di 300 persone a rischio esubero. Insomma, il piano industriale della nuova proprietà non è nemmeno stato presentato e voi siete molto preoccupati perché si parla già di tagli strutturali, esuberi strutturali. Assolutamente sì, noi qui lavorano 350 persone, 350 persone che oggi hanno un futuro assolutamente molto incerto. Domani saremo al Ministero. La cosa paradossale, e oggi siamo in sciopero anche per questo, che mentre si aspettava la convocazione di un tavolo ministeriale, mentre c'era stato un invito da parte del governo a congelare la situazione, quindi come dire a tenere le bocce ferme anche rispetto alla situazione che vedeva la nuova proprietà, insomma, essersi presentata la volta scorsa, e cercando di fare un ragionamento più ampio che possa trovare anche altri interessi, sembra che le cose qui siano andate avanti nell'assoluta noncuranza da parte di Flex, di questi inviti da parte del governo, e quindi noi ci aspettiamo che domani qualcuno ci dica che i giochi sono già fatti, ed è molto grave questo, uno perché non è stato raccolto l'invito da parte del nostro governo, e due perché quel fondo, come si è presentato la scorsa volta, prima ancora di scrivere un piano industriale aveva detto dobbiamo discutere di esuberi strutturali. Noi tutto questo non possiamo... Siamo invasi dalle bandiere. Insomma, ci sta. Noi tutto questo non possiamo accettarlo, siamo qui per dire questo, per dire che assolutamente questa impostazione non ci va bene, e i lavoratori oggi hanno aderito, hanno dato una risposta pressoché totale allo sciopero, quindi veramente forse è entrato qualche dirigente dell'azienda e nulla più. Possiamo dire che sono tutti qua. Sono tutti, chi non c'è ovviamente forse ha preferito rimanere a casa, ma insomma i lavoratori hanno risposto in maniera assoluta allo sciopero, e quello che noi chiediamo è che qui ci sia continuità industriale e garanzia di posti di lavoro. È l'unica ricetta che noi conosciamo e che possiamo pensare possa essere messa in campo per dare risposte
ha un tessuto economico industriale che si indebolisce via via sempre di più, sia Flex, sia anche oggi ho visto anche i lavoratori, sono venuti qui una delegazione di lavoratori di U-Blocks, la Tirso, ma anche tante altre, insomma una vertenza importante l'abbiamo chiusa appena qualche mese fa, la scorsa estate con Varzile, insomma stiamo assistendo pian pianino a ogni pezzo di industria che affronta una crisi, affronta una riorganizzazione che di fatto rischia di sparire dal nostro territorio e rischia di generare un'emorragia di posti di lavoro e una crisi economica che poi si ripercuote su tutta la società, il tessuto economico-sociale della nostra città e del nostro territorio. Qui lavorano lavoratori locali, insomma, che hanno una storia, che hanno le famiglie, che sono radicati, quindi pensare di mettere a rischio questi posti di lavoro vuol dire mettere a rischio il benessere del nostro territorio. Grazie Antonio Rodà. Wilm, andiamo da Marco Relli, FIOM CGIL. Marco, ecco, abbiamo già sottolineato la gravità che paventate per questa situazione, perché tante persone a rischio esuberi un piano industriale che non c'è, presentato dalla nuova società, e come si svolgerà quindi il presidio di oggi? Siete praticamente tutti. Noi siamo tutti, c'è anche, avete visto, gli altri colleghi dell'U-Blocks che stanno soffrendo anche loro. È una situazione difficilissima perché è l'ennesimo problema del territorio. Noi non abbiamo in questo momento alternative di nessun tipo, quindi è una situazione difficilissima. È in un piano industriale che non c'è nessun piano industriale. Gli unici commesse che ci sono commesse che hanno, per quanto riguarda per esempio l'elettrasincrotrone, hanno durata a tempo, quindi già a metà anno quelle commesse sono estinte. Poi Leonardo, sì, ci sono delle commesse, però bisogna anche capire Leonardo se poi andrebbe avanti a lavorare con la ditta subentrante, questa è una cosa che non si sa, ma a prescindere il fatto di come si siano presentati, che noi immediatamente, ma anche il governo assolutamente ha posto immediatamente un freno, cioè si sono presentati dicendo gestiremo gli esuberi strutturali, cosa che non era stata annunciata dall'azienda uscente, e quindi è un problema veramente enorme, è un problema che poi alla fine si viene inserito in un territorio che è devastato e che quindi in qualche maniera deve essere preso in mano la situazione assolutamente, perché non è possibile. Qua, se sommiamo solo Flex e U-Blocks insieme fanno più di 500 posti di lavoro. Parliamo di economie, parliamo di tessuto, parliamo di tutto. È l'ennesimo disastro industriale triestino. Allora Relli, la ringrazio, vado a sentire anche i colleghi dell'U-Blocks a questo punto, sentiamoli un attimo. Signori, buongiorno, in solidarietà con Flex, ma anche per raccontare la situazione dell'altra azienda, insomma un tessuto che si sta andando a dissipare a Trieste sostanzialmente. Sì, si sta dissipando un tessuto molto importante. La nostra società, siamo 200 persone, rischiamo tutti il posto di lavoro. Oggi siamo qua in solidarietà dei colleghi lavoratori della Flex, insieme a più di 500.000 di persone che rischiano il lavoro, e questo territorio non può permetterselo. E noi siamo ancora in attesa dell'ufficialità dell'inizio delle procedure, ma cercheremo di fare ogni sforzo possibile per opporci. Anche la vostra situazione non è per niente facile. No, non è per niente facile, perché viviamo in questa incertezza. Abbiamo saputo in maniera ufficiosa che siamo tutti a rischio. La casa madre ha deciso di liquidare la U-Blocks Italia e quindi attendiamo la convocazione ufficiale per iniziare le trattative. Grazie. Grazie a lei. Bernardo, allora da questo striscione io ti ricederò la linea, poi ci collegheremo dopo, so che hai la pubblicità da mandare, quindi quando vuoi poi ci risentiamo, sentiremo altri lavoratori e anche ovviamente altri sindacalisti. Vi restituisco la linea. Grazie a Gianluca Paladin e alle persone che hai intervistato. Andiamo in pubblicità, che siamo in ritardo di quasi 8 minuti, poi Pasino se vuole possiamo compiere un'ulteriore riflessione sul discorso industriale, avremo anche le telefonate e le mail, quindi con ordine arriveremo a tutto tra poco.
Con Sveglia Trieste siamo in compagnia del consigliere della lista Russo, Franco Alberto Pasino, in questa giornata particolare anche per la nostra emittente, perché avremo una programmazione che dalle 7 di questa mattina, partendo con la rassegna stampa di Sveglia Trieste, proseguirà fino alle ore 13, raccontando dopo le 10 anche i momenti più importanti delle celebrazioni del giorno della memoria, a partire dalle 11 all'interno della Risiera, ma anche all'esterno, con i collegamenti dei nostri giornalisti. Abbiamo sentito prima, a proposito, Gianluca Paladin e Pasino, su una questione che avevamo toccato anche prima con la domanda del primo telespettatore che ha chiamato Diego, ovvero l'industria. Si diceva anche attraverso le parole degli intervistati, è un tessuto, è una città, cioè 500 qui, 200 lì, non dimentichiamoci la Ferriera, non dimentichiamoci Varsila, cioè un tutto sommato che va a dire l'industria qui non sta scomparendo. Allora, intanto mi consenta Prego. di esprimere nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori la solidarietà in un momento mia personale, della lista Russo Franco, in un momento di angoscia quale quella che loro in questo momento vivono. È una forte gratitudine ai sindacati che stanno cercando di tutelare la posizione, come già hanno fatto nel frangente della crisi Varsila e in molte altre occasioni, insomma, dando prova di quanto indispensabile sia un'organizzazione che lotta per affermare i diritti delle lavoratrici e lavoratori, tanto più nei momenti in cui si rischia la perdita del posto di lavoro. E allora veniamo ad un aspetto più ampio. Lo abbiamo detto all'inizio di questo nostro incontro televisivo, il nostro territorio deve saper programmare, il nostro territorio si deve candidare con forza ad essere un polo industriale rilevante. Guardate, noi abbiamo il Porto Franco consentirebbe per proprio statuto la trasformazione industriale. Ci sono paesi dove una cosa del genere viene inventata per attrarre investimenti e produzione. Ci vuole intelligenza però per gestire uno strumento come questo, bisogna uscire dai proclami, bisogna uscire dal sono andato a Roma e ho fatto un emendamento, bisogna rimboccarsi le maniche e fare le cose. In questo momento singolarmente si parla poco del Porto Franco, probabilmente anche perché in questo momento l'autorità di sistema è acefala, nel senso sì, ha il bravo Vittorio Torbianelli, ne è il commissario, ma il commissario insomma, ha una funzione di gestione insomma, limitata, non ha la capacità di programmare nel medio e lungo termine come invece fa un presidente, crisi l'assenza di un presidente che sta evidentemente facendosi sentire per l'incapacità insomma, di programmazione e chiama in causa chi dovrebbe nominarlo, in particolare il Ministro delle Infrastrutture. Allora, noi speriamo che la politica tutta triestina si renda conto e affermi con chiarezza che il porto, la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e dunque l'industria sono la risorsa sono le risorse e il futuro della nostra città. Bene il turismo, ma è un accessorio delle cose che ho appena detto. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno loro signori, ai triestini e ai friulani. La solidarietà del dottor Pasino non sposta un euro per conto degli operai che sono lì a fare. E poi dopo il governo, invece di pagare la cassa integrazione e tutte le ore perse, questo, quell'altro, che poi va avanti, va a scapito dei consumi, perché non assume lui, come ha detto prima, una ditta subentrante? Perché non è il governo a subentrare e pagare gli operai e mantenere la ditta in Trieste? Non lo so. Un'altra, Salvini, io ero macchinista, nell'87 ci hanno precettato 2 volte qui a Udine, no? E perché lui non può precettare sia i ferrovieri e sia i giudici? Ma chi è che comanda in Italia a un certo punto? Tutti e nessuno.
allora comando anch'io. E cosa faccio io? Licenzio il dottor Pasini, licenzio il dottor Gulotta, cosa licenzio? Che è anni che parlo a vanvera di tutte le cose e tutto va a catafascio, va tutto male. Rendiamoci conto, facciamo un po' di esame di coscienza e prendiamo un problema, ma risolviamo, non sono cose più importanti, ma quali sono? Ce lo dite? Quali sono le cose più importanti che mettete lì? Sempre questa dicitura, cose più importanti, come se fosse la fine del mondo da salvare. Grazie. Grazie. Allora, ho visto uno scorcio di immagine nel monitor davanti a me dove mi è stato fatto vedere che c'è in corso un'assemblea proprio subito fuori dalla Flex. Vediamo se riusciamo a sentire qualcosa. Dobbiamo impedire, come l'abbiamo detto anche nelle assemblee, che qui diventino Si è fermata l'immagine, ma insomma, avete visto da questi pochi secondi è in corso questo incontro all'esterno con i sindacati, stava parlando Antonio Rodà della UILM. Andiamo a vedere, Pasino, anche alcune mail perché si stanno accumulando. Dunque, buongiorno, Sveglia Trieste, non siamo l'America ma dovremmo fare come l'America, rimpatriare decine e decine di clandestini ripulendo le nostre città, ma finché avremo una magistratura politicizzata che ce li rimanda indietro, mi scusi ma evidentemente la riforma va fatta e basta con il buonismo e aiutiamo chi arriva nel nostro paese regolarmente. Dall'avvocato Pasino mi piacerebbe sapere qual è il nesso tra la separazione dei PM e giudici e una presunta dipendenza della magistratura inquirente del governo in carica. Un attimo. È un'altra mail questa. No, sono tutte e due interessantissime. Prego. Ma io in linea di principio concordo con la prima email, cioè non è che essere, guardate, io ho sempre sostenuto con anche molto vigore la necessità di essere umani verso le persone. E per fortuna non sono il solo. Essere umani verso le persone però non significa farsi carico di tutti i disagi, le crisi economiche di tutto il mondo, perché l'ho sempre detto seduto su questa sedia, che l'Italia a malapena riesce a farsi carico dei problemi di coloro che sono cittadini italiani, il sistema sanitario boccheggia, non parliamo dell'istruzione, però non possiamo far dormire le persone tra i topi e nei loro escrementi. Questo è un fatto di civiltà, cioè prima di parlare delle ricette, e sono d'accordo che uno che è immigrato illegalmente, cioè che non ha diritto di stare in un paese diverso dal suo, non ha diritto, stiamo dicendo che quindi non è perseguitato, non è legittimato, non è in nessun modo legittimato a migrare, non può stare nel nostro paese, quindi è normale che venga mandato via o che non venga accolto, ma questo però guardate, una delle più efficaci politiche di gestione dell'immigrazione l'ha fatta Minniti, che era in modo professo un comunista, quindi insomma certi luoghi comuni noi dovremmo in qualche modo respingerli. Quindi siamo per la difesa della legalità, primo, la difesa della legalità, che significa riconoscere i diritti a chi i diritti li ha. Certamente c'è una criticità nella gestione dei flussi, perché l'Italia, dobbiamo ricordarcelo, ha bisogno di immigrazione, punto. Cioè su questo non c'è nessuna discussione e in questo insomma chi governa dovrebbe governare correttamente e se le cose non vanno non è per causa di chi non governa ma di chi governa, perché se no la Triestina pareggia e ci si arrabbia con quelli che stanno seduti in panchina o perde e ci si arrabbia con coloro che stanno in tribuna. Insomma è il mister e i giocatori che perdono la partita. Se la partita si perde uno deve invocare la responsabilità di chi sta governando in quel momento e non degli altri, primo. Poi siamo andati all'altro tema. Separazione delle carriere non significa controllo, ma guardate, in linea di massima è vero, ma difatti io non ho detto che sia, io ho detto che comprendo che la magistratura possa avere il timore
che quella è la strada che è stata presa. E se fosse questo vero, io sarei completamente d'accordo con la magistratura, perché una cosa è dire separazione delle carriere, sulle quali posso avere un'opinione, posso essere d'accordo, altro è dire una magistratura prona alle istanze dell'esecutivo, come è negli Stati Uniti. E in questo, guardate, io sono molto amico degli Stati Uniti, ma da questo punto di vista no, perché sono due poteri distinti, come un pubblico ministero deve essere in grado di perseguire i reati che si compiono, che creano allarme sociale, e non quelli che in quel momento specifico della storia sono considerati particolarmente odiosi da quella particolare parte sociale che in quel momento particolare ha il governo. Chiaro. Allora, ancora qualche istante all'assemblea che c'è all'esterno del stabilimento della Flex, poi andiamo alla telefonata, sentiamo qualche passaggio. Dopo un mese e mezzo ci hanno detto che la fabbrica non riapriva più, quindi è passata da ordinaria a straordinaria e siamo in attesa di un nuovo acquirente. Qui adesso oggi c'era anche la Rosolè, non so se è andata via, ci ha promesso che stanno lavorando per noi e vediamo, insomma, cioè noi siamo speranzosi, però alla fin fine di concreto in mano adesso come adesso non abbiamo niente. Siamo in strada, 172 donne, cioè c'è anche qualche uomo, per l'amor di Dio, però la maggior parte donne, insomma, la crisi è generale, dobbiamo restare tutti uniti, tutti in piazza, non guardare solo il nostro piccolo praticello alla fin fine. Tutta la città dovrebbe protestare per questa situazione disastrosa che sta succedendo qui a Trieste. Cioè tutte le fabbriche stanno chiudendo, in tempo di 3 mesi ha chiuso Tirso, adesso Flex, l'industria sua a Prosecco, cioè veramente non è rimasto più niente. Noi siamo qui veramente a dare manforte a voi e la prossima volta spero che voi darete manforte a noi. Vi ringrazio e buona fortuna a tutti. Ecco, abbiamo sentito le parole, penso, di una lavoratrice che ha preso parola. Andiamo a sentire una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, riguardo oggi questa giornata del ricordo, Memoria. un brutto periodo per il popolo ebraico, devo ricordare che forse una causa principale dello sterminio del popolo ebraico è stata la sconfitta dell'Austro-Ungheria nella prima guerra mondiale. Ricordo che 300.000 ebrei hanno servito la Casa d'Austria e i generali asburgici erano ebrei. La caduta dell'Austro-Ungheria ha prodotto fascismo in Italia, nazismo in Germania e comunismo in Russia. Gli Asburgo avranno commesso qualche errore, ma almeno non hanno mai gettato nessuno nei forni crematori e né tantomeno nelle foibe. Buongiorno. Grazie. Ma è un intervento molto interessante sulle cause. Insomma, in parte sono d'accordo, nel senso che una matrice importante dell'impero austro-ungarico era la capacità di far convivere etnie, religioni, lingue diverse, tant'è vero che il Serbidiola veniva cantata in tutte le lingue dell'impero. Il dato di fatto è che la tragedia dell'assolutismo, quello che noi pensate, insomma, noi dobbiamo essere consapevoli che l'antisemitismo che sta in questo momento riprendendo piede parte da un assunto errato. Un ebreo, Moni Ovadia, facciamo questo esempio, Moni Ovadia è ebreo e ha sostenuto giorni fa, e sono completamente in disaccordo con lui, che il 7 di ottobre sia stato provocato da Israele e Israele sia responsabile del genocidio di Hamas. In realtà il genocidio voluto da Hamas è per contrastare gli accordi di Abramo, cioè un'iniziativa di carattere politico che stava cercando di riequilibrare i rapporti o di ripacificare i rapporti tra Israele e alcuni paesi di quell'area, primi tra i quali gli Emirati. Ma sta di fatto che Moni Ovadia è ebreo, nonostante il fatto che avversi le politiche di Israele. Noi dobbiamo essere capaci di discernere e soprattutto dobbiamo essere capaci di
preservare la nostra umanità. Mi pare che sia stato detto all'inizio di questa trasmissione. Esatto. La cosa che non dobbiamo mai, anche quando prendiamo ad esempio, no, il tema dell'immigrazione, dobbiamo sempre essere capaci di affermare le nostre idee, anche le più severe, no, che invocherebbero, che ne so, respingimenti. Anche queste idee non debbono mai tralasciare la necessità di essere umani verso il prossimo. In questi giorni muoiono persone nel Mediterraneo, sì. Le ricette, io non voglio parlare delle ricette, ma ciascuno di noi deve sempre portare nel proprio cuore l'amore per il prossimo, e in questo e poi assieme ragioneremo sulle ricette per gestire i problemi. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Luisa. Prego Luisa. Buongiorno signora. Ecco, oggi avvocato mi ascolti, oggi è una giornata. Sì. Oggi, scusi se disturbo, avvocato ascolti. Buongiorno a tutti e due, avvocato mi ascolti. Oggi è una giornata triste, molto triste per me, perché è la prima volta che non vado in risiera, perché c'è un poco di alterazione, mio padre è morto nella Resistenza. Sì. Signora, prego. E mio padre è morto nella Resistenza nel 1944, io avevo 3 anni, mia sorella 1 anno e mia mamma aveva 20 anni. E lui era nella Resistenza, l'hanno preso, portato da Dachau e l'hanno bruciato. C'ho tutti i documenti a casa. Il 16 aprile del 1944 l'hanno cercato con la Croce Rossa Internazionale e tantissimi anni fa mi hanno dato una medaglia. Allora scrive Istituto Olografico della Zecca, Repubblica Italiana, e mi parlo. Prego, l'ascoltiamo. Sì. Allora, mi hanno dato questa medaglia al Palazzo del Governo un po' di anni fa, medaglia d'onore, certificato di garanzia, Repubblica Italiana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, medaglia d'onore a mio caro papà che è morto per la libertà a 33 anni. Lui è nato a Rovigno, a Istria, quando c'era ancora Mussolini, no? Là. E allora lui è andato invece, ha lottato per la libertà, per la pace, che stiamo bene tutti quanti, non deve essere guerre, mai. Io ho sofferto tanto, avvocato, ero piccola, era tutto bombardato, mia mamma quello che mi raccontava, era un disastro, io non sapevo cosa c'è un pezzo di pane quando ero piccola. Ho sofferto tanto e così oggi sto male, ho un po' di alterazione, non vado alla risiera, è il primo anno dopo tanti anni. Ecco, tutti devono sapere, poveri anche questi poveri ebrei, perché li ammazzano così, poverini, a me fa peccato tutti. Questi extracomunitari perché? Che stanno a casa sua, che lottano come mio padre che ha lottato per la libertà e lui poteva anche scappare in Africa, se voleva si scappava, ecco, volevo dire, sono orgogliosa di mio padre, Vittorio Merigiolli, grazie mille. Brava signora Luisa, io ho conosciuto Nervino Merigiolli, forse erano parenti, c'è cara la sua testimonianza che arriva con regolarità ogni anno nel giorno della memoria. La signora Luisa oggi non sarà con noi in risiera, ma penseremo a suo padre e alle tante persone che il nazifascismo ha portato dalla risiera a Dachau, ad Auschwitz, nei luoghi di morte. È una lotta quotidiana, una consapevolezza quotidiana sul fatto che deve sempre prevalere l'umanità. Nulla mai giustifica incatenare, come è stato fatto in questi giorni negli Stati Uniti, privare cioè della dignità anche coloro che debbono essere allontanati dal nostro territorio o dagli Stati Uniti, incatenarli, mandarli via come bestie. Ecco, questo noi non dobbiamo ribellarci in una resistenza quotidiana a questa disumanità. Grazie Alberto Pasino che è stato con noi, consigliere della lista Russo.Franco, ci vedremo alla prossima e grazie buona giornata e buon lavoro. E buona giornata a tutti.
Ci fermiamo per la pubblicità, torneremo tra poco con voi in diretta e ripeto, la nostra programmazione oggi si prolunga anche per vedere le immagini e sentire le parole all'interno della risiera di San Sabba quando comincerà alle 11 la celebrazione della giornata della memoria. Quindi rimanete con noi, adesso avremo ospite il consigliere Vatta di Fratelli d'Italia e poi la programmazione continua fino alle ore 13. Buona giornata. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Stefano Vatta, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno Bernardo, buongiorno a tutti da casa. Andiamo subito da Gianluca Paladin che si trova in collegamento in diretta in compagnia di Alessandro Carelli all'esterno della industria della Flex. Abbiamo sentito prima le parole tanto del segretario di Trieste e Gorizia della UILM Antonio Rodà quanto del segretario della FIOM Marco Relli e poi l'RSU di Flex che parlava proprio durante quell'assemblea. Gianluca, te la linea, buongiorno di nuovo. Sì Bernardo, sta continuando l'assemblea pubblica qua davanti ai cancelli di Flex, hanno preso la parola in tanti, non solo i sindacati ma anche l'RSU e rappresentanti di altre aziende, prima abbiamo anche mostrato U-Blocks e poi ovviamente la Tirso e insomma sono qui in solidarietà anche perché comunque condividono un sistema assolutamente preoccupante che si sta delineando per tutte queste aziende. Siamo anche con Alessandro Gavagnin però, FIM CISL che è qui, che partecipa insieme a tutte le altre sigle sindacali e i lavoratori. È stato sottolineato, Alessandro, come la situazione sia molto grave, non solo per Flex ma anche per tutte le altre compagini che si sono unite in questa battaglia e far sentire la loro voce. Prima ho anche sentito dire dobbiamo urlare la nostra preoccupazione, il nostro sdegno anche in Piazza Unità, quindi immagino si prospetteranno altre iniziative, atteso il fatto che domani comunque c'è il tavolo ministeriale. Beh, allora sicuramente dovremmo scendere in piazza perché ormai è ora di finirla. Trieste non c'è più niente, ormai è rimasto, vive solo di turismo, ma sappiamo benissimo che una città non può vivere semplicemente di turismo, ci deve essere anche l'industria e l'industria sta morendo a Trieste. Ha iniziato con Varzi 2 anni e mezzo fa che per fortuna siamo riusciti a recuperare e adesso abbiamo il caso della Flex, abbiamo il caso della Tirso, abbiamo il caso dell'U-Blocks che se mettiamo insieme a fattor comune queste 3 aziende si parla di 1000 famiglie che rimangono o rischiano di rimanere senza lavoro nei prossimi mesi e questo è inaccettabile ora. Cosa si può fare? Bisogna mettere assieme un po' tutti, istituzioni, lo Stato, i sindacati, i lavoratori, come si è fatto con Varzi, forse la speranza è quella di riuscire a fare cassa di risonanza per tutti questi lavoratori. Esatto, sicuramente, solo così riusciamo, solo essendo uniti riusciamo a portare avanti il risultato che è quello di lavorare, garantire dignità ai lavoratori e alle famiglie, perché noi non dimentichiamo che questi stabilimenti qua sono anche stabilimenti storici. Flex ha avuto l'impegno per 10 anni di rimanere sul territorio, bene, ma adesso c'è un problema, non se ne può lavare le mani semplicemente vendendo le quote a un'altra azienda, un'altra multinazionale. Flex deve rimanere sul tavolo e discutere con le parti sociali, col governo per trovare una soluzione che garantisca il lavoro. Grazie Alessandro Gavagnin, FIM CISL e le parole sottolineare appunto la preoccupazione che stiamo vivendo. Andiamo a sentire qualcuno anche, vediamo se riesco a recuperare qualcun altro. Signori buongiorno. Ciao, buongiorno. Lavoratori di Flex, Sì. Come state vivendo questa situazione? Male, guarda c'è anche il direttore lì che ci guarda dalla porta lì che scruta male. Una presa per il culo incredibile tutti questi anni, più di 300 dipendenti, siamo 350 che faranno una fine dettata da questo management che non sa dove ci porterà, perché ci hanno venduto, dicono, a questo fondo tedesco bene. Si parla già di esuberi strutturali. Di esuberi strutturali, ne parlavano già, come ti hanno detto i rappresentanti sindacali, già al tavolo ministeriale si sono presentati con gli esuberi. Quindi già lì capisci che non è una trattativa che probabilmente può prendere una strada diversa da una debacle incredibile. Un dramma per chi ha famiglia soprattutto e per se stessi. Certamente la situazione è abbastanza grave, oggi vediamo, stiamo manifestando per dare un po' il monito alla città perché comunque la nostra realtà delle telecomunicazioni manifatturiera è una realtà molto importante qua a Trieste. Abbiamo avuto anche il supporto di alcuni collaboratori della Tirso e anche l'altra ditta di Sgonico. Siamo qui in presenza, vediamo, aspettiamo gli sviluppi.
Grazie, noi facciamo cassa di risonanza il più possibile per riuscire a far sentire le voci di tutti, in attesa anche del tavolo ministeriale di domani. Buongiorno, posso chiedere anche a lei, lavoratore di che comparto? Perché qui c'è Tirso, c'è Flex, c'è un uomo della Tirso, uno dei pochi. Condividete una situazione drammatica anche voi? Sì, diciamo siamo qua e siamo tutti accomunati da questa crisi. Noi speriamo che si risolva, che adesso abbiamo qualche speranza, però diciamo che la situazione è grave per il territorio, perché assolutamente queste 3 fabbriche che stanno chiudendo non promette nulla di buono. Per il futuro siamo un po' incerti. Ha famiglia lei? Sì. Quindi anche una preoccupazione ulteriore? Sì, certo. Grazie. Prego. Grazie, buongiorno. Ecco, altre testimonianze di persone che ovviamente sono molto preoccupate. Facciamo un po' il giro, così facciamo vedere bene tutto prima di restituirvi la linea. Vedete, i lavoratori sono ancora in assemblea, che stanno ascoltando i vari RSU e sindacati che si stanno avvicendando al microfono, e quindi insomma si sta anche attendendo di capire quali saranno i propri passi, perché ricordiamo che domani c'è il tavolo ministeriale, martedì 28 gennaio, appunto per quanto riguarda Flex, ma poi si è già parlato, Bernardo, come hai sentito, di mobilitazione in corteo, in piazza Unità, per far sentire ancora una volta la propria voce. Questo ci riporta alla memoria la questione Varsila, ovviamente, che è stata seguita da noi sempre in diretta in più occasioni, che abbiamo raccontato proprio per far sentire il disagio delle persone. Adesso con le immagini di Alessandro Carelli vi stiamo facendo vedere tutte le persone che si sono assiepate qui davanti ai cancelli di Flex, e possiamo dire che praticamente lo sciopero è stato totale, cioè massima adesione da parte dei lavoratori. Da queste immagini, se volete anche commentare voi, ovviamente vi restituisco la linea. Grazie Gianluca Paladini, Alessandro Carelli. Vatta, una prima riflessione, poi andiamo alla telefonata. Allora, sicuramente è una situazione difficile, come abbiamo visto. Diciamo che dal punto di vista politico e istituzionale la risposta che si può dare è che è auspicabile e che le cose vadano per il meglio, quindi seguendo l'esempio di ciò che è successo con Varsila, perché abbiamo visto un grande impegno da parte di tutti, un corteo partecipato circa 2 anni e mezzo fa da ambo le parti politiche, da tutta la cittadinanza, per quella che era appunto una crisi sentita da tutti, anche perché realtà storica triestina, anche Flex ovviamente. Mi pare siano 350 lavoratori coinvolti, quindi sì, più o meno migliaia di famiglie, insomma migliaia di persone, di nuclei a rischio. Dal punto di vista appunto istituzionale e politico deve esserci una risposta di proseguimento, anche perché una persona, un lavoratore di 50-60 anni ormai ovviamente altamente specializzato potrebbe trovare qualcos'altro, ma la maggior parte delle persone di mezza età, diciamo, nel mondo di oggi, nel mondo lavorativo che si sta innovando sempre di più, magari hanno anche difficoltà a trovare un nuovo lavoro con una famiglia alle spalle, quindi una preoccupazione grande per loro, ma comunque una preoccupazione che deve essere di tutti e condivisa da tutte le parti. Abbiamo una telefonata, buongiorno. No, io volevo parlare con Pasino, però va bene lo stesso. Prego. Nel senso che le situazioni di oggi illustrate dal vostro programma si intersecano con la ristrutturazione del Porto Vecchio e della crisi industriale, nel senso che l'opposizione ventila sempre la possibilità e la necessità di un insediamento di industria qualificata e leggera, ma mi sembra che le crisi che da voi esposte sono proprio di industria specializzata e leggera. Cioè, dov'è questo imprenditore che voleva insediarsi? Perché non lo portano le opposizioni? Un imprenditore che si presenti a Ursus e dica mi voglio insediare in Porto Vecchio a queste condizioni con un progetto industriale. Non c'è, perché le crisi illustrate da voi illustrano proprio due o tre società che sono non inquinanti, moderne, attive, come si dice, specializzate. Quindi dov'è questo industriale che ventilano che la politica non lo vuole?
ma semplicemente non è previsto, ma che portino un industriale intenzionato a insediarsi in Portovecchio, che parli con Ursus e che presenti un piano industriale possibile in quell'ambito, in quello spazio, e vediamo se l'attuale gestione del Portovecchio Ursus lo rifiuta. Questo è il mio pensiero. Grazie. È tutto aria fritta, insomma, nel senso che questa proposta, questa ventilata non è accoglienza di un'industria specializzata, leggera, moderna, non inquinante in Portovecchio, non è una volontà, è una realtà. È una realtà che è spiegata tramite gli insediamenti e le manifestazioni sindacali oggi in atto. Grazie. Grazie. Poi sul discorso Portovecchio, effettivamente Costim ha una prelazione molto importante rispetto a quello che sarà poi il bando di gara per la rigenerazione urbana di Portovecchio, che ha presentato un progetto con un partenariato pubblico-privato che tende molto sulla mano del privato per riqualificare tutta l'area, o meglio i magazzini che sono stati messi a disposizione. Poi però il bando potrebbe riservare anche una sorpresa, magari è poco pronosticata questa sorpresa, di un imprenditore, una cordata o un'azienda di una portata tale da poter competere per riuscire ad ottenere una vittoria in questo bando, che ripetiamo ha una prelazione su Costim perché ha presentato il project financing. Sì, esatto, allora la prelazione c'è, ovviamente nel momento in cui arrivasse un'altra offerta come dire, competitiva, si valuterebbe il nuovo offerente. Diciamo che in Portovecchio la situazione è chiara, nel senso che ci sono delle diverse come dire, destinazioni d'uso, diciamo. Quindi abbiamo per esempio uno studentato, abbiamo i palazzi della regione, abbiamo ovviamente tutto un sistema ricettivo turistico, ma anche come dire, delle realtà che potranno essere di tipo come dire, produttivo artigianale, quindi dai piccoli negozi all'artigianato e cose di questo tipo. Ovviamente si auspica l'opposizione, ma non solo l'opposizione, credo che si auspichino tutti che arrivino delle nuove aziende a insediarsi nel nostro territorio che possano come dire, portare della nuova produttività dal punto di vista ovviamente industriale a Trieste. Sappiamo appunto, come ha detto anche secondo me il telespettatore in modo corretto, che queste crisi che stiamo avendo negli ultimi anni dal punto di vista industriale non dipendono ovviamente da fattori come dire, politici, ma da scelte aziendali. Per la maggior parte sono aziende estere, comunque come abbiamo visto, che tendono a delocalizzare o comunque a lasciare come dire, le proprie sedi cittadine e della periferia cittadina in questo caso. E dobbiamo pensare a un piano ovviamente dal punto di vista industriale, però credo che appunto un progetto di questo tipo sia un privato ovviamente che debba venire a investire, quindi credo che non possiamo guardare solamente a un tessuto, ma dobbiamo guardare all'insieme, quindi Portovecchio secondo me deve essere un po' un mix di tutto. Ok, allora andiamo in pubblicità, perché poi già oggi so che il palinsesto verrà scombinato più volte, soprattutto con le interruzioni. Vedo già che c'è una telefonata, andremo subito al rientro. Vi ricordo nuovamente, anche per chi si fosse collegato da poco, che la nostra programmazione oggi si prolungherà dopo le 10, quindi avremo ospite proprio dalle 10 lo storico Roberto Spazzali, per introdurre poi quello che dalle 11 sarà il clou della mattinata, ovvero la cerimonia alla Risiera di San Sabba per il giorno della memoria. Avremo collegamenti dall'esterno e dall'interno della Risiera per seguire da vicino le celebrazioni odierne. Ci fermiamo per la pubblicità, ci rivediamo tra poco in compagnia di Stefano Batta. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, mi chiede subito la linea Gianluca Paladin, che è in compagnia di Enzo Esposito dell'UGL, poi andremo alla telefonata. Di nuovo a te Gianluca, buongiorno, a te e il tuo ospite. UGL Metalmeccanici, Enzo Esposito con noi, come hai enunciato tu adesso Bernardo. Allora, noi abbiamo già sottolineato ovviamente con i vostri interventi la preoccupazione per tutti questi lavoratori, non solo di Flex in realtà, perché qui in solidarietà c'è anche U-Blox, Tirso, quindi parliamo di una situazione molto sentita anche per un tessuto industriale a Trieste che va a disperdersi. E voi avete sottolineato come però la mobilitazione debba continuare a beneficio anche di tutte quelle famiglie che sono a rischio. Assolutamente.
Assolutamente deve essere fatto in una maniera determinante. Noi possiamo anche organizzarla, possiamo anche gestirla, ma è importante che tutti devono capire, devono darsi una svegliata a tutti quanti. Non parliamo sempre della politica, a volte ricadere sempre sulle stesse cose, i politici devono aiutarci, i politici così. No, dobbiamo adesso muoverci noi, dobbiamo fare in modo che noi, tutti, triestini, non triestini, le famiglie, coi figli, vengono in piazza unità. Noi dobbiamo fare una mobilità esagerata, anche esuberante, e farci capire a tutti noi e a tutti che dobbiamo dare una svolta a questa città, che ormai sta andando in un momento di non ritorno, può darsi. È brutto dirlo, ma se non iniziamo noi a capire che non possiamo basarci, come dicono qualcuno, sul turismo, l'ho ripetuto già più volte, non possiamo prendere ingegneri informatici e diventiamo affari cuochi, ognuno ha la sua professionalità, la sua formazione. Quindi non appelliamoci solamente al territorio che logisticamente favorisce delle attitudini, dobbiamo fare in modo che noi abbiamo una realtà ben definita, che è la parte industriale di Trieste. La parte industriale deve essere difesa a tutti i costi, perché ne abbiamo le possibilità e quindi dobbiamo dare un segnale ben preciso alle istituzioni e ben preciso a tutti, a tutta Italia. Ci aspettiamo una prossima mobilitazione il prima possibile in stile Varsila, per così dire. Bravo, precisamente così, dobbiamo fare in stile Varsila, anche di più, perché dobbiamo capire una cosa, che solo la Flex aveva 900 dipendenti, adesso ne ha 350. La Varsila quanti ne aveva? La Tirso, adesso abbiamo gli amici qua dell'U-Blox, quindi io dico, è tutto l'indotto? Noi abbiamo perso decine di migliaia di posti di lavoro negli ultimi 7 anni a Trieste per l'indotto. Tutte le aziende dalle 15 persone in giù hanno chiuso tutte. Moltiplichiamo tutto per le famiglie, moltiplichiamo tutti i salari, tutti i mutui delle banche. Abbiamo le banche che ormai i mutui di casa non vengono più pagati. Perché? Perché la gente non ha posti di lavoro. E poi ricordiamoci l'ultima cosa, che quella è determinante, che spesso in una famiglia ci sono moglie e marito che lavorano nella stessa azienda e questa è la cosa più grave, perché perdere 2 stipendi tutti insieme e non è facile dopo sopravvivere, soprattutto se si ha figli. Sarebbe davvero drammatico. Grazie segretario, e ovviamente buon lavoro, buona assemblea, che so che continuerete. Grazie a voi che siete sempre partecipi. Grazie, riassumo un po' la situazione, Bernardo, prima di lasciarvi. Come sapete noi adesso ci sposteremo anche alla risiera di San Sabba, sempre in diretta all'esterno, la nostra troupe, io e Alessandro Carelli, il presidio organizzato qui con alle spalle le persone, sindacati e lavoratori della Flex, ma anche di Tirso e di U-Blox, quindi in segno di solidarietà, perché condividono di fatto una situazione drammatica. Per quanto riguarda Flex, 350 le persone che attendono di scoprire il proprio destino, domani il tavolo ministeriale, ma la coperta delle possibilità, da quel che si è capito finora, è un po' cortina. Vedremo cosa succederà. È stata già ventilata l'ipotesi di una manifestazione in Piazza Unità o un corteo, appunto per far sentire la voce di tutte queste lavoratrici e lavoratori. Ovviamente anche noi seguiremo tutti gli sviluppi. Con il nuovo passaggio di proprietà, diciamo così, la Flex di fatto ha iniziato la dismissione del sito e il nuovo fondo tedesco, ancora prima di presentare un piano industriale, ha già prospettato dei cosiddetti tagli strutturali, degli esuberi strutturali, che insomma in gergo la situazione è appunto preoccupante, perché vorrebbe dire mandare a casa forse troppe persone, e a rimetterci sarebbero le famiglie. Naturalmente tutti quanti si dovranno impegnare per trovare una soluzione sia per il lavoro di Trieste sia per i lavoratori e le lavoratrici stesse. Dalla Flex, da fuori i cancelli, con l'assemblea ancora in corso, vi restituisco la linea. Grazie a Gianluca Paladin, grazie ad Alessandro Carelli e anche alle persone che ha intervistato. Ovviamente una solidarietà estesa a tutti i lavoratori che versano attraverso le proprie aziende in crisi, in situazioni di difficoltà. Abbiamo una telefonata, come promesso, buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Gino. Gino, le chiedo scusa se l'ho fatto aspettare, prego. Volevo dire che si sapeva che si arrivava in questa situazione, perché questo è il liberismo. Cioè, chi acquista le aziende poi vuole guadagnare, poi le sgancia quando non ci guadagna più. È il gioco delle parti questo. Il problema è che avevamo 2 fonti di
di energia e lavoro, cioè da dove arrivava il lavoro, che erano gli Stati Uniti che volevano delegare tutta la parte manifatturiera agli altri e praticamente la Germania, che era un'industria fiorente che quindi dava lavoro in subappalto alle varie aziende. Adesso queste due fonti di energia e lavoro non ci sono più, la Germania è finita e gli Stati Uniti stanno richiamando le aziende negli Stati Uniti. Addirittura, qual è la politica degli Stati Uniti? Non ti faccio pagare le tasse, vieni qua e ti do anche i soldi per mettere su tutto quello che ti serve. E quindi noi siamo finiti. O facciamo la stessa politica anche noi, e a Trieste lo possiamo fare perché con le facilitazioni che derivano appunto dall'Elegato ottavo eccetera lo possiamo fare, oppure siamo finiti. Infatti vediamo che le uniche due aziende che si sono insediate hanno richiesto le facilitazioni dell'Elegato ottavo. Quindi i nostri politici devono essere consci di questo e subito cercare di promuovere queste facilitazioni che ci sono da sempre, che però non vogliono essere usate. E quindi il discorso del sindacalista che dice no, bisogna rivolgersi ai politici. E come non bisogna rivolgersi ai politici? È loro che aprono o chiudono questi discorsi. Grazie e buongiorno. Grazie. Questo è un po' anche riassunto di quanto abbiamo ascoltato questa mattina dai lavoratori, le parole anche di Pasino e Vatta che vanno in questa direzione, cioè quella di una necessità di convogliare tutte le energie al fine di attrarre nuovi investitori, magari anche in virtù delle prerogative di Trieste, perché no? Assolutamente, bisogna fare uno studio approfondito su questo, visto che molto spesso poi viene tralasciato come argomento, e anche quello di lavorare affinché anche il passaggio di molti dei lavoratori possa essere in qualche modo il più ammorbidito possibile con gli strumenti di cassa integrazione o comunque tutte le misure di welfare che il mondo del pubblico ha a disposizione. Sì, infatti, ma come ha detto il telespettatore, che sono su questo caso anche prevalentemente d'accordo, ovviamente la politica è quella che gioca un ruolo fondamentale. Il mio discorso di prima era sul fatto che ovviamente noi abbiamo poco potere nel momento in cui un'azienda decide di delocalizzare o di fare comunque dei tagli strutturali. Ovviamente bisogna capire dal punto di vista, come abbiamo visto nella situazione Wärtsilä, se c'è la possibilità di far insediare una nuova realtà, magari simile, e quindi reintegrare i lavoratori o doversi reinventare qualcosa di nuovo. Quindi diciamo che questo è secondo me, come dire, a livello istituzionale bisogna ovviamente fare presa sull'azienda, nel senso di cercare di trattare i termini e i patti in modo tale da non far andare a casa centinaia di lavoratori, però nel caso in cui non sia possibile andare su questa strada, appunto cercare di fare insediare una nuova realtà che presumibilmente sia simile dal punto di vista lavorativo e di quello che è come dire, appunto il tessuto lavorativo e le realtà occupazionali che porta. Abbiamo ancora una telefonata, poi andremo in pubblicità nuovamente. Buongiorno. Pronto? Sì, prego. Buongiorno, sono Cristina. Volevo comunque intervenire a riguardo, intanto complimenti qui all'onorevole Stefano, che mi sembra assolutamente molto intelligente, una persona che sa quello che dice, quello che vuole, veramente. Io l'ho già notato altre volte, ma arrivo dunque, mi dispiace per questi poveri operai che subiranno sarà molto dura comunque. Allora perché non chiudono la Danieli? Per dire, no? La meccanica, che è una cosa fondamentale, no? Impossibile da ecco, sì, bisogna lottare perché comunque metta caso che uno deve andare in pensione fra un anno o due, cioè non vorrei mai trovarmi nei loro panni, questi poveri cristi, veramente. Guardi, io ripeto, sono molto molto dispiaciuta, bisogna lottare perché giorno e notte perché loro ottengano i loro diritti, perché ognuno ha la sua dignità, signori miei.
Ecco, io vi saluto, grazie. Grazie signora. Andiamo in pubblicità, breve pausa, torneremo tra poco di nuovo in diretta. Ricordo nuovamente la nostra programmazione proseguirà dopo le 10 in compagnia di Roberto Spazzali e poi con tutte le immagini, le voci, le parole, i volti dalla Risiera di San Sabba. Ci vediamo tra poco. Così. Sì. Torniamo in diretta a 9:36 minuti, 35-36 minuti di lunedì 27 gennaio, oggi è il giorno della memoria Vatta, abbiamo parlato anche prima con il consigliere Pasino, noi poi saremo in diretta anche per le celebrazioni che trasmetteremo a partire dalle 11 quando cominceranno ufficialmente, ma ancora prima dall'esterno, dall'interno, per vedere anche l'affluenza, quanto è sentita e partecipata a questa giornata a Trieste, dove c'è la Risiera di San Sabba che non solo è monumento nazionale da 50 anni, ma è anche un simbolo di quella che è stato il Novecento, di quella che è stata la Shoah a Trieste, città che in qualche maniera diventa epicentro di ricordo e, non a caso, di memoria. Sì, allora, innanzitutto ringrazio Cristina per la bella telefonata di prima. Poi ovviamente Trieste diciamo che è una città particolare, nel senso che abbiamo, in un giorno importante come questo ovviamente, abbiamo il monumento della Risiera di San Sabba, quindi dedicato al giorno della memoria, poi abbiamo tra una decina di giorni, in 2 settimane, il giorno del ricordo, quindi abbiamo la foiba di Basovizza. Abbiamo 2 monumenti molto importanti che secondo me appunto sono dei simboli che soprattutto dal mio punto di vista, posso parlare in questo caso anche da giovane, per le generazioni future e per chi, come dire, non ha vissuto queste storie, queste tragedie, e sono importanti, come dire, non bisogna dimenticare, ma comunque sono importanti per essere valorizzati anche da noi come istituzioni e come realtà cittadine. È una giornata sicuramente importante, abbiamo visto comunque la buona partecipazione anche lo scorso anno presso la Risiera di San Sabba. Speriamo che non ci siano delle manifestazioni all'esterno, perché abbiamo visto anche il corteo pro-Palestina in questi giorni. Io spero che in un momento del genere non ci sia qualcuno che voglia andare a creare dei dissidi, delle preoccupazioni, anche perché io sono sempre dalla parte di... io accetto, come dire, posso anche non essere d'accordo con certe manifestazioni, con certe cose, però non andrò mai come dire, a fare opposizione o a fare un corteo contro una certa manifestazione. Propongo magari e partecipo alle mie manifestazioni a cui come dire, mi sento attaccato, ma cercherò di non creare mai problemi a qualcuno che, come dire, o piange i suoi cari, piange i suoi morti in questo caso, o come dire, lotta per le proprie idee. Quindi speriamo che non ce ne siano quest'anno e niente, buona giornata a tutti, buona giornata della memoria a tutti, aspettando anche il giorno del ricordo, che è una data che ricordo per Trieste è altrettanto importante, anzi abbiamo tantissime persone da ambo le parti che in famiglia hanno avuto qualcuno che ha vissuto quelle storie. E quello succederà tra 2 settimane, il 10 febbraio, saremo anche in quel caso con una programmazione particolare in diretta per farvi vedere tutto ciò che riguarda la cerimonia, in questo caso sarà dalla foiba di Basovizza. Sì. Una mail: spero che le autorità locali si rendano conto che i lavoratori di tutte queste realtà in crisi hanno a loro disposizione lavoratori già formati e pronti ad essere ricollocati altrove, non abbandonati con lo spettro della NASPI, che tutto è meno che un aiuto. Grazie, scrive un telespettatore, sempre sul discorso relativo alle crisi industriali. Buongiorno, sono Patrizia. Da quando mi ricordo il sindacato ha portato a casa molto poco. Se un Landini ha firmato tempo fa 5 euro l'ora, la Germania ormai è quasi morta, quindi le prossime Francia e Italia, i sindacati ormai non servono a niente. Mi ricordo a Torino, scrive, come detto, Patrizia, che critica il modus operandi o comunque i risultati che hanno ottenuto in certe situazioni i sindacati. Faccio riferimento a quanto accaduto alla nonnina l'altro giorno, scrive Renata. Con questa brutta gente che gira per strada non bisogna andare a fare la spesa con anelli, collane e orologi bene in mostra. Scrivo questo perché credo di aver intravisto nei primi frammenti del video trasmesso un ciondolo al collo della signora, altrimenti il giovanotto come poteva sapere della collana? E questo è
frutto delle indagini dei carabinieri. Effettivamente i ragazzi, da quello che abbiamo capito noi, anche grazie alle ricostruzioni dei testimoni della zona, avevano preso di mira questa signora anziana. Inizialmente si pensava a un eventuale prelievo del bancomat che poteva aver destato, no, l'attenzione del malintenzionato, invece era proprio le collane al collo portate dalla signora. E poi il brutto gesto, il video anche toccante, perché se ci si immedesima che quello può succedere a chiunque di noi o a dei nostri parenti, magari viene fuori anche una sensibilità diversa rispetto magari a guardare asetticamente ciò che accade agli altri, perché finché sono altri non ti tocca, quando succede a te o succede alla nonna, alla mamma, è tutto un altro paio di maniche. Esatto, diciamo che allora in primis, come dire, per la mia sensibilità, ma per la sensibilità di tutti, credo, ovviamente quando viene toccato un anziano, comunque anziani, bambini, donne, certo. Come dire, e l'episodio fa molto più scalpore e dà molto più fastidio. Ma povera signora, dico io. Ovviamente vedere una scena del genere. Lo shock che ha provato, qua sono io che vi racconto. Non ci sono, come dire, ho difficoltà a esprimermi perché probabilmente un linguaggio da bar sarebbe più consono in queste situazioni. Quindi chi vuole capire capisca. Ovviamente notiamo come in questi casi il 99, forse anche il 100% delle volte chi colpisce questo tipo di persone, quindi anziani in questo caso, o comunque persone comunque fragili, deboli, indifese, non sono, come dire, i nostri concittadini triestini, insomma, quindi è inutile girarci intorno. Abbiamo visto questo dovrebbe essere un nordafricano, poi abbiamo avuto anche degli altri casi di persone anziane, abbiamo avuto la signora anziana, tra l'altro che ho scoperto essere la nonna di un mio amico, che si è presa un pugno sul naso in via Flavia quest'estate, mi sembra, se non sbaglio, alle 6 di mattina passeggiando col cane, ha incontrato un straniero, un extracomunitario, che per nessun motivo gli ha tirato un pugno sul naso appunto alle 6 di mattina, 6 e mezza di mattina. Non sono degli episodi isolati purtroppo, adesso abbiamo istituito le zone rosse che comunque è un presidio fisso, io spero che possano contribuire a rendere la città più sicura, almeno per quanto riguarda il presidio delle piazze, perché ci sono veramente delle zone, delle piazze che erano molto in difficoltà negli ultimi tempi, negli ultimi anni, lo sappiamo tutti, ovviamente se uno vive la città se ne rende conto, però credo che per queste persone che compiono atti del genere le parole possano servire a poco, nel senso ovviamente diamo la solidarietà alla signora, ai parenti della signora, però quello che si prova è molta rabbia, molta delusione e frustrazione per il fatto ovviamente che non ci fosse magari nessuno che intervenga in zona. Magari una persona che interviene nel modo sbagliato va anche a processo per, come dire, per aver ferito, per eccesso di legittima difesa, o va a processo per aver ferito anche il malintenzionato. Quindi viviamo in un paese molto pittoresco anche da questo punto di vista, quindi ovviamente si spera sempre che queste persone trovino una persona molto più cattiva e forte di loro quando compiono atti del genere, almeno questo è quello che spero io. Poi sarà la giustizia e le forze dell'ordine a fare il proprio lavoro. Allora andiamo ad aprire la vignetta che ha mandato Englaro sul Consiglio Comunale. In comune per evitare critiche e cambiare il protocollo, invece che posa della prima piera, la chiamerà posa della prima e unica piera, anche per fare un po' di satira rispetto, immagino, alle opere pubbliche. Vatta. Sì, ma allora diciamo che abbiamo visto il tram ultimamente che la ripartenza è prevista all'età a giorni, quindi si spera ovviamente, sì sempre. Dal punto di vista politico si è lavorato tanto su quello, l'assessore ha fatto comunque tutto il possibile e comunque sulle opere pubbliche abbiamo visto anche la Galleria Sandrinelli ha avuto dei problemi ultimamente, diciamo che secondo me è stato risolto tanto. Ovviamente ci sono tante criticità in questa città così grande, così variopinta, è difficile stare dietro a tutto allo stesso tempo, però secondo me piano piano, nel senso cantiere per cantiere, un passo alla volta, è importante come dire, risolvere tutti i problemi che vengono segnalati, ma comunque, ripeto, noi amministratori siamo in primis cittadini, quindi viviamo anche noi dei disagi. Io guido lo scooter, quindi anch'io quando sono per strada vedo che ci sono delle buche, ci sono degli attraversamenti pericolosi e quindi io in primis, come dire, remo affinché vengano risolte queste situazioni. Come ad esempio, adesso parlando di attraversamenti pedonali, depositai una mozione un po' di tempo fa che riguarda appunto gli attraversamenti con poca visibilità, con scarsa visibilità,
Avevo preso ad esempio quello di fronte all'Aldi in via Fabio Severo, che mi ricordo che avete fatto un servizio anche voi con Umberto Bosazzi in esterna, o anche quello di via Coroneo di fronte al carcere, degli attraversamenti pedonali dove ci sono dei furgoni o delle auto parcheggiate, quindi il pedone non vede le auto arrivare e l'auto o lo scooter non vedono i pedoni iniziare l'attraversamento, sono critici. Secondo me, dato che anche in città mancano dei posti per lo scooter, potremmo mettere dei parcheggi scooter, 2, 3, 4, 5 parcheggi scooter, in modo tale che la visibilità sia per chi attraversa che sia per chi guida possa migliorare e soprattutto la sicurezza, diciamo, sia un vantaggio. Ecco. Leggo dal piccolo terrapieno di Barcola al via i lavori di bonifica sul terreno inquinato, lì dove poi sorgerà la cittadella dello sport, che so che essere un obiettivo che lei in particolare ha seguito da vicino. Sì, anche la cittadella dello sport presso il terrapieno di Barcola è una mozione che ho depositato un po' di tempo fa in consiglio comunale. È ovviamente una realtà che io conosco molto bene perché sono socio del Circolo Canottieri Saturnia, diciamo di una delle società adiacenti. Io credo che quella sia un'area da restituire alla città a livello pubblico, quindi nel senso con dei campi sportivi, delle aree pubbliche a pubblica fruizione per qualsiasi triestino dal punto di vista giovanile, ovviamente per lo sport, ma anche dal punto di vista delle famiglie, degli anziani e di tutti coloro che vogliono vivere la nostra Trieste e farsi una bella camminata lungo tutta la riviera barcolana. Zona che poi sarà aperta al pubblico, si potrà godere dei campi, soprattutto dei sport come pallacanestro, pallavolo, ci sarà anche qualcosa di coperto e uno skate park che non basta. Sì, allora di questo a me piaceva l'idea, molto raro, no? A me piaceva l'idea ovviamente di, come dire, stiamo vedendo negli ultimi anni nuovi sport, come dire il paddle o altre cose, altre pratiche sportive che per la maggior parte sono private ovviamente, quindi dietro il pagamento di una somma tu vai a giocare in un posto chiuso con un tuo amico, indifferente a che cosa, e come dire, quindi sono strutture private. Secondo me era importante per il terrapieno di Barcola prevedere innanzitutto secondo me un accesso al mare, quindi nel senso bonificare l'area e permettere a una persona anche di andare a fare là un bagno e metterci una doccia vicino, per dire, come avviene adesso sulla riviera barcolana. E ovviamente assieme a questo creare dei campi sportivi all'aperto, quindi possono essere appunto basket, calcio, secondo me, pallavolo, ovviamente lo skate park ben venga. Mi piaceva anche l'idea dell'arena multifunzionale, molto bello, che avevo proposto anche quella per pratiche sia sportive che anche musicali, magari, chissà, o un saggio di danza fatto in estate, ci sono tanti modi, tante usi, utilizzi che se ne possono fare, però diciamo un'area dove praticamente hai dei campi sportivi, quindi un mix tra Barcola col campo di basket, Piazza Carlo Alberto col campo di calcio e Villara col campo di pallavolo, metti 3 campi insieme, una doccia e un accesso al mare, diciamo che secondo me poteva essere interessante per tutti i triestini, ovviamente, sia in primis per i giovani ovviamente, ma sia per le famiglie anche, perché comunque una persona che va là, si porta il bambino, si fa la camminata, per me potrebbe essere una cosa molto molto simpatica e interessante per la città. C'è un problema di illuminazione invece a San Giovanni, ce lo segnalano via mail, soprattutto ovviamente nelle ore in cui non batte il sole, le zone di San Giovanni sono poco illuminate, colpa anche dei tanti rami che vanno a oscurare i lampioni stradali. Questo ce lo non ha messo delle vie in particolare, in generale? Via Le Sanze in particolare, okay. Sì. San Giovanni dove c'è la palestra invece, il cosiddetto cubone, che vedrà un completamento secondo quelli che sono i programmi della giunta comunale in quest'anno. Quest'anno sarà un anno ricco di o conclusioni di cantieri o comunque sviluppi importanti relativi ad essi. Sì, vediamo. Allora abbiamo visto negli ultimi tempi la chiusura di alcuni cantieri importanti, vediamo quali possono essere le grandi opere, ma anche, come dico sempre, le piccole opere che sono secondo me quelle che alla cittadinanza spesso importano di più, ad esempio le strade, ad esempio i marciapiedi, ad esempio le gallerie, il tram ad esempio. Io credo che possiamo andare avanti su questa strada, l'importante è cercare di
come abbiamo visto per esempio la galleria di Piazza Foraggi, c'è stata la grande polemica, dal nostro punto di vista, dal punto di vista dell'amministrazione c'era poco da fare, nel senso che è un sistema, come dire, anche d'appalto che difetta. Io credo che nel momento in cui trovi un'azienda che lavora bene e seriamente, tu non debba avere questi problemi. Io da amministrazione ovviamente preferirei pagare di meno, ma se quel pagare meno, come dire, un quarto in meno di prezzo mi fa scendere innanzitutto la qualità del lavoro e mi fa prolungare i tempi del doppio se non del triplo, allora preferisco prendere un'azienda magari anche del territorio, quindi dar lavoro alle persone della zona e avere una qualità del lavoro migliore sicuramente. Allora andiamo a vedere se ci sono altre mail. Buongiorno, riguardo dell'aggressione in zona Garibaldi, perché non si mette la foto del delinquente una volta preso in prima pagina sul giornale? Tanto la giustizia non farà nulla, chiede Stefano, un omonimo. Stefano, tra Stefano ci intendiamo. Allora, io non posso dire che non sarei così in disaccordo con pratiche del genere, ovviamente lasciamo che le forze dell'ordine facciano il proprio lavoro, quindi insomma, però sì, sono delle situazioni che sono difficili da commentare, onestamente. Sì, poi insomma ogni tanto, più di ogni tanto le leggi sono un po' labirintiche nella loro esecuzione, diciamo così. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno Palma. Prego, la prima situazione per quello che riguarda la crisi industriale di Trieste non nasce oggi e naturalmente non nasce l'altro ieri. Era da anni che noi andavamo a stimolare il territorio su quello che riguardava il declino della produttività in questa città. Poi naturalmente i problemi sono molto profondi e logicamente ha toccato anche qualche telespettatore su quello che riguarda che ormai l'Europa, su quello che riguarda l'industria, è stata colpita dalle multinazionali e le multinazionali sappiamo da dove arrivano e dunque quando che hanno fatto si chiama il bottino si prendono e vanno via. La Varsile è stata naturalmente una delle situazioni emblematiche di questa città. Io vorrei solamente fare una domanda, se negli ultimi 10 anni quanti posti di lavoro abbiamo perso su quello che riguarda la produttività a Trieste. Basta fare un giretto in zone industriali. Io tanti anni fa ero rimasto scioccato andando a Milano a fare un incontro sindacale, si passa sull'autostrada su quello che riguardava e si vedeva naturalmente tutte queste fabbriche vuote già 10 anni fa. E dunque questa è una situazione che a oggi è ancora più drammatica perché l'Europa naturalmente sta andando verso un declino costante perché naturalmente i paesi come la Cina e domani anche l'America si faranno i propri conti in tasca e noi non saremo in grado perché non siamo pronti, ormai è da anni che non si fa un ragionamento su quello che riguarda l'industria, tra virgolette parliamo anche della crisi dell'auto e altre situazioni, logicamente noi siamo deboli. Dall'altra parte invece io qua vorrei sottolineare il fatto che la memoria, oggi è il giorno della memoria, è importantissima perché al di fuori che non è solamente il giorno della memoria perché sarebbe da fare memoria su tutto quello che nell'altra e oggi come oggi abbiamo in tutto il mondo situazioni di olocausto compreso in tanti posti del mondo e facciamo finta di non vederli, no? Però naturalmente quello che mi preoccupa è che stiamo forse sottovalutando quello che sta succedendo e quello che può succedere, perché ci sono tanti segnali che portano a quello che è stata il principio di tutto quel disastro umano che è successo naturalmente con quello che sappiamo. Buona giornata. Grazie a lei. E viva. Grazie per la telefonata, da un lato la questione industriale, dall'altro il riferimento alla giornata di oggi, giornata della memoria. Ha detto bene in chiusura, è chiaro che un giorno non risolve tutto e un giorno non serve per in qualche modo sconfessarsi del fatto che tutti siamo d'accordo su concetti quali la pace o comunque la dignità dell'essere umano. Al contempo però ce ne sono di guerre nel mondo, anche di cui non si parla,
che comunque fanno vittime, e quelle persone non hanno niente di diverso o di meno rispetto a chi muore per altri motivi o è morto in passato. Quindi, diciamo, tutte le guerre hanno dietro un dramma, e questo dramma è universalmente condiviso come una follia dell'essere umano. Sì, allora io non sono mai una persona, come hai detto bene Bernardo, come dico anche quando sono in amicizia, non sono mai una persona che andrà in giro per le piazze a sventolare gridando voglio la pace nel mondo, anche perché mi piace, come dire, essere più pratico di questo. Ovviamente si auspica sempre una situazione di pace. Io credo che nel nostro piccolo possiamo fare tanto partendo da ognuno di noi, per in primis dentro le nostre mura di casa, ovviamente come dire, andare verso fuori, quindi andare all'interno della nostra comunità, che sia con la nostra attività lavorativa, come anche nel mio caso con la mia attività istituzionale, possiamo fare, ognuno di noi fare la differenza e portare qualcosa in più alle nostre realtà. Ovviamente la situazione in Palestina e nello Stato di Israele non la risolverò io, Stefano Vatta, da consigliere comunale, quindi mi piace dedicare il mio tempo alle cose importanti che possono servire in questo caso per la mia città. Sicuramente sono solidale con tante realtà, però come ho già detto, tendo ad andare più sul pratico con tante questioni. Ovviamente un giorno non risolve tutto, nel senso è simbolico come il giorno del ricordo, è simbolico, anche le manifestazioni, le cerimonie che vengono fatte sono importanti, però diciamo che nella memoria collettiva devono sempre rimanere ben impresse queste vicende storiche, quindi che sia una persona come magari me che ha avuto dei parenti esuli, quindi per forza di cose in famiglia se ne parla ancora, se ne parla spesso, ma anche una persona che non ha vissuto all'interno della propria famiglia, sulla pelle della propria famiglia, determinate vicende che possono essere legate alla giornata della memoria, come al giorno del ricordo. È importante che ci siano queste giornate per quelle persone lì, secondo me, perché una persona che ha vissuto in famiglia determinate cose è più facile, come dire, che ne parli spesso. Una persona a cui non è toccato a livello familiare è un po' più difficile, quindi è importante sensibilizzare da questo punto di vista, secondo me. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Luigi. Prego Luigi. Un saluto a Gullotta, ottimo professionista. Grazie. Prego. Io sono sempre ripetitivo, qui c'è gente, politicanti, Camera e Senato, che ci rappresentano, no? Ecco, però quello che dovrebbero rappresentare non lo fanno minimamente, pensano solo alla loro tasca. Si è presentato un politico mesi fa con la sua busta paga alla Camera di 5.000 euro netti, che poi non sono 5.000 euro, sono più di 10.000 euro, sì, no? Ecco. E sarebbe da rivedere tutti questi compensi di questi politicanti, perché è uno sperpero di soldi così buttati via, no? Ecco. Incominciamo da là, forse arriviamo ad aggiustare un poco di cose. Salve. Grazie Luigi, è un tema sempre delicato questo, però anche giusto evidenziarlo, poi a cadenza regolare quelli che sono non tanto i costi della politica intesi come cosa serve affinché funzioni, perché se poi sono giustificate come spese perché hanno un riscontro positivo, allora va bene, io posso spendere di più per riparare un muro fatto bene, perché ci tengo affinché venga fatto bene. Il problema è quando vengono spesi e non ci sono risultati, a quel punto si chiede in qualche modo una risposta da parte dell'ambiente. Allora dove sono i risultati? Chiaro, no, sono assolutamente d'accordo. Io credo anche che il punto di vista dei compensi politici ci siano, come dire, due pesi e due misure, magari anche dal punto di vista, faccio un esempio, noi a livello comunale o soprattutto le circoscrizioni hanno ad esempio un introito per la loro attività molto molto basso rispetto magari basta andare in piazza Oberdan a livello regionale o anche in Parlamento ovviamente. Il discorso dei compensi è sempre un dibattito aperto, ovviamente non dobbiamo dimenticarci anche delle responsabilità che
alcune scelte politiche comportano, quindi ci sono delle persone, ad esempio un assessore, un sindaco, un parlamentare o anche un consigliere che fanno delle scelte e si occupano di determinate cose che hanno un impatto, hanno un impatto molto importante, quindi secondo me è giusto che siano, come dire, riconosciuti il lavoro sia riconosciuto. Ovviamente questo lavoro deve portare dei frutti, quindi sono d'accordo con il telespettatore, in parte ovviamente sono d'accordo, ma penso anche che l'attività politica debba comunque essere giustamente ricompensata, ovviamente dentro certi limiti, anche perché se no ridurremo la politica a come i senatori dell'antica Roma, nel senso solo chi può permettersi di dedicare del tempo, anche perché dipende come uno lo fa, però mediamente ci impieghi varie ore della giornata, comunque è un lavoro alla fine, è un lavoro secondo me deve essere comunque ricompensato, anche perché, come ho detto, una persona che sta già bene di soldi magari può lavorare, senza avere un compenso, ma una persona che, non naviga nell'oro, come posso essere io, come possono essere anche altri colleghi, dopo ovviamente dedicare delle ore della giornata all'attività politica, quindi per tutta la comunità, per la città, ha un po' di difficoltà perché dice ok, lo faccio, però ho già difficoltà ad andare avanti, magari è meglio che mi dedichi ad altro. Questo anche è una cosa che non tutti, percepiscono magari. Quindi sì, questo è il mio punto di vista. Onesto. In 10 secondi, titolo del piccolo di oggi, vittoria gettata, parliamo della Triestina, d'accordo? Sì, allora sono d'accordo, ero allo stadio, ero in curva con un amico, un dispiacere grande devo dire perché la Triestina ha dominato il primo tempo, il secondo ha un po' calato il ritmo, però prendere un gol al 90esimo, all'ultimo minuto, con una diretta concorrente in questo momento per la salvezza, fa molto dispiacere ovviamente, perché si potevano recuperare dei punti importanti. Grazie Stefano Vatta, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che è stato con noi questa mattina. Grazie Bernardo, grazie a voi, buona giornata e buon inizio settimana a tutti. Buona giornata, buon lavoro, noi ci fermiamo ma solo per la pubblicità, la nostra programmazione, lo ripeto ancora una volta, proseguirà, quindi rimanete con noi perché poi avremo tutti i collegamenti dall'esterno e dall'interno delle risiere di San Sabba per le celebrazioni del Giorno della Memoria.